dei miei 20 anni, che me ne faccio se questo mondo mi lascia indietro? Avevo un cuore che ti amava tanto, che si è perduto per volerti bene. Io chiedo a te di tendermi una mano e di salvarmi se lo vuoi. E questo cuore che ti amava tanto è cieco in questo mare di silenzio. Mi han detto che si vive di speranza. Se tu lo vuoi mi aiuterai. Per questo amore ti ho dato tutto. Avevo un cuore che ti amava tanto e non rinuncio a perderti per sempre. Io chiedo a te di tendermi una mano e di salvarmi se lo vuoi. E questo cuore che ti amava tanto è ancora vivo e non sa fermarsi. In questi occhi leggi la mia vita che si è perduta senza te. Buongiorno, buongiorno. Ho aperto con questa canzone struggente perché poi nella posta ricorderò questo ragazzo, Mattia Battistetti, 2 anni, ma per ricordare tutti i morti sul lavoro. Sono tanti, sono troppi, per superficialità, perché qualcuno non vuole investire, perché non abbiamo i controlli sufficienti. Però è giusto ricordare, io lo ricordo tutti i sabato, li ricordo tutti i sabato, perché questi genitori, questi familiari non avranno mai giustizia, perché abbiamo una giustizia di serie A e di serie B. Chi ha tanti soldi da colpevole può risultare anche innocente, basta aver pazienza, pagare, fior di avvocati e arrivi alla prescrizione e ciao. Ma chi non li ha già perso in partenza. Gli avvocati, più di qualche avvocato dice non è vero, poi alla volta la giustizia arriva. Io vorrei parlarne questa mattina con i miei graditi ospiti, specialmente con Valente Chieregato, manager, che ringrazio di essere qui questa mattina, ma abbiamo collegata anche da Pisa Mia Canestrini, zoologa. Buongiorno, buongiorno, grazie di essere qui anche lei con noi, perché sempre di morte si parla, o animale o dell'uomo, ma sempre di questo purtroppo dobbiamo parlare, o per le guerre, che ce ne sono tantissime. Ma alla fine chi è che paga veramente nel corpo, nell'anima? Gli animali e le persone, il popolo, quello che non può difendersi, quello che non ha voce in capitolo. Cosa ne pensi? Ci diamo del tu perché con
Chieregato ci conosciamo talmente da tanto tempo. Volentieri. E veramente condividiamo più di qualche punto di vista. Allora Valente, cosa dici? Perché non c'è giustizia in Italia? Perché hanno fatto le leggi a personam? Perché non hanno difeso il popolo? Perché non arriva la giustizia giusta? Perché le leggi ci sono alla fine, come quando ho intervistato all'epoca era il giudice Nordio, adesso è diventato ministro, che ha detto no, le leggi ci sono, bisogna applicarle. Ho capito, ma come fai a applicarle se poi ogni giudice o ogni giuria le interpreta a modo suo? Noi vediamo persone che hanno preso l'ergastolo, condannate da una giuria, da giudici, che però poi il loro ergastolo non va più bene perché bisogna rivedere la certezza della pena. Ma cos'è sta roba? Per quello che veramente viene colpito da questi drammi, perché seguire un processo e subire un processo è inaccettabile, perché dura tantissimo e per difenderti ci vogliono tanti soldi e se non li hai, prego Chieregato. Insomma, partiamo dalle origini, no? Allora, diciamo, in antico regime, fino al Settecento, la giustizia era legata alla politica. Forse pochi sanno che in realtà non esistevano né giudici né avvocati, chi gestiva la giustizia erano i patrizi, gli aristocratici, i potenti, e non esisteva una classe giuridica, e questo ovviamente poneva, diciamo, la certezza della pena o la giustizia giusta in grande difficoltà. Dopo la Rivoluzione francese c'è stata la separazione dei poteri, molto lunga il procedimento, ma diciamo che noi oggi viviamo in uno Stato, l'Italia, e anche più o meno tutti gli Stati occidentali sono simili, dove c'è la separazione dei poteri, ovvero la giustizia ha la sua, diciamo, autonomia, e quindi all'interno del mondo della gestione di questo potere, il potere della magistratura, la giustizia, c'è un controllo che si autoregola, c'è il CSM ad esempio. Naturalmente però dobbiamo sempre ricordarci che la giustizia viene esercitata in nome della legge e la legge la fa il Parlamento. Il problema che abbiamo secondo me in Italia è che troppe garanzie negli anni, troppa voglia di garantirsi un'impunità, specialmente da una certa classe politica che ha creato tantissime leggi, chiamiamole ad personam, ma diciamo utili di situazione in situazione, di epoca in epoca, diciamo, voglia di fare o non fare certe cose. Cioè la giustizia, non tanto la giustizia, ma la creazione delle leggi è stato un meccanismo utilizzato per fare della politica. In un certo senso può anche essere legittimo, ma quando poi si arriva a uno stadio di così grande produzione di leggi, siamo nella condizione attuale, cioè che chi ha la possibilità di difendersi e quindi di conoscere e di far applicare, di fare in modo che i giudici applichino le regole, è in una condizione di netto favore, e questo lo vediamo quando ci sono personaggi che riescono a ottenere prescrizione per decine di processi, più o meno potenti, ma diciamo più facilmente sono i potenti, e invece i poveri disgraziati come, insomma, come noi, come quasi tutti quelli che ci ascoltano, quando dovesse capitargli di affrontare un procedimento giudiziario sono guai. Prima di tutto perché non si è esperti, non si sa quello che succede, quali sono tutte le procedure, le garanzie, i tempi, eccetera. Noi siamo abituati a risolvere le cose di tutti i giorni in poco tempo, diciamo. Nella giustizia tutto questo è completamente da dimenticare, i tempi sono molto ampi, e questo è stato fatto negli anni per garantire le varie parti, soltanto che forse siamo arrivati in uno stadio di eccesso, lo posso definire così perché poi dopo bisogna sempre stare attenti, no? Essendo tutte leggi vigenti dello Stato, noi adesso possiamo anche dire delle bestemmie, no? Parlando di questo. Però il concetto finale è che se uno commette un delitto e ha la possibilità di, diciamo così, avere una squadra di avvocati, è molto facile che alla fine di tutto il procedimento gli vada bene, no? Insomma, che abbia, diciamo così, una risoluzione positiva nel senso,
non così come può capitare ad altri. Se uno è un povero disgraziato è facilmente va a finire in carcere, tanto è vero che basta andare a vedere un carcere. Noi abbiamo in Italia in questo momento una decina, adesso mal contati, di carcerati, di persone in carcere per delitti legati alla corruzione o alla malversazione, delitti legati alla pubblica amministrazione, diciamo alle ruberie di Stato, una decina su 50 e rotti mila, 70 rotti mila se non mi ricordo di carcerati, quindi un'inezia, un briciolo. Mentre abbiamo decine di migliaia di persone in carcere per delitti minori, molto piccoli, che magari fanno trascorrere in carcere anche poche settimane, pochi mesi, perché quella parte lì è più facile, diciamo così, da gestire. Hai di fronte qualcuno che non ha argomenti dal punto di vista giudiziario, quindi è molto facile risolvere la situazione. Allora possiamo dire che è legato forti con i deboli e deboli con i forti, anche la giustizia funziona così. Ma io darei la parola anche a Mia Canestrini. Prego, Antonio da Padova. Antonio, ciao, sono contenta che hai preso la linea, ma aspetta un attimo perché poi la dottoressa Canestrini se ne deve anche andare presto perché ha un impegno, perciò vorrei sapere anche lei con questi animali cosa facciamo, come li difendiamo, ma hanno invaso il territorio, ma come hanno invaso il territorio, chi li ha portati e il rispetto che abbiamo per la natura e per loro ce l'hanno per noi perché loro sono nel loro territorio, fanno il loro lavoro. Siamo noi che abbiamo esagerato, che non ci bastano più i 800.000 metri, adesso vogliamo costruire anche sopra i 1.500, i 2.000 perché non nevica più e io la villa dove me la faccio, l'hotel, devo andare sempre più su, poi arriverà l'Aquila come ho detto e anche l'Aquila darà fastidio perché mi arriva l'Aquila in casa. Ecco, cosa ci dice? Com'è la situazione del suo osservatorio importante, Canestrini? Ma io sono appena tornata da un bellissimo workshop a Roma dedicato proprio ai crimini contro la natura e la situazione è veramente inquietante, soprattutto per quanto riguarda la distruzione di habitat ed ecosistemi di importanza prioritaria per la vita su questo pianeta, ma anche per quanto riguarda il mercato illegale di specie di flora e fauna protette che ha superato i 20 miliardi di dollari per giro di interessi, che è una cifra astronomica, ed è il terzo mercato illegale più redditizio in questo momento al mondo. Per quanto riguarda invece crimini per così dire minori che riguardano l'ambiente nel senso più su scala locale, in realtà non è che c'è un'invasione, semplicemente noi abbiamo abbandonato molte aree del nostro paese lasciandole tra virgolette all'incuria, quindi abbiamo smesso di occuparcene, pensiamo ai comprensori montani, pensiamo ad alcune zone anche di alta collina, magari non alpine ma appenniniche, e semplicemente la natura ha ricolonizzato questi ambienti abbandonati dall'uomo, non più continuamente trasformati dall'uomo, e quindi la sensazione di alcuni è di essere invasi dalla natura, ma in realtà semplicemente viviamo in un continuo stato di squilibrio con gli elementi naturali. O li distruggiamo e cerchiamo di addomesticare qualunque cosa, oppure ci facciamo sopraffare dalla natura perché abbandoniamo certe aree e smettiamo di viverle e di conseguenza diventano regno incontrastato di piante e animali. Ma in realtà la natura, come lei ha ben detto, non ha colpe perché non ha una morale, la natura non ha un'etica, è l'uomo che se l'ha inventata attraverso i propri sistemi culturali, quindi tutto quello che accade in natura segue leggi che non hanno nulla a che vedere con le società umane, sono le leggi di natura. Dottoressa Canestrini, ma la mia domanda è anche questo. Eppure quando noi intervistiamo le persone, specialmente la mamma di quel povero ragazzo che è stato ucciso dall'orsa, non se l'è presa con l'orsa. Non ha detto uccidiamo l'orsa. Ha detto qualcuno non ha fatto quello che doveva fare, non ci ha messo in sicurezza. E questa è una mamma che ha perso il figlio, è suo figlio. Eppure dice io non me la prendo con l'orsa. Cioè il buon senso delle persone. Poi chi dovrebbe avere il buon senso e applicare delle buone leggi, di fare prevenzione, perché li abbiamo i mezzi, non è che non li abbiamo, dottoressa.
abbiamo la possibilità di farlo, ma se ne frega, perché non è quello che mi interessa. Cioè non è la popolazione che mi interessa, è il business, lo vediamo, è qualcos'altro, l'ambiente, ma chi se ne frega dell'ambiente? Andiamo a vedere l'Amazzonia e ci indigniamo, ma guardiamo cosa succede a 2 passi da noi con questa cementificazione, con queste aree lasciate nell'abbandono totale. E allora, cosa dobbiamo fare? I giovani si ribellano, sono loro che scendono nelle piazze, attenzione, questi giovani che non fanno niente, che sono insensibili. Sono loro che scendono nelle piazze, sono loro che ci hanno insegnato a fare la raccolta differenziata, la raccolta della plastica. Io vedo loro, questi giovani massacrati da questa opinione pubblica che li vede solo delinquenti, nullafacenti, che vivono con reddito di cittadinanza, perché è passato anche questo, le baby gang, questi sono i giovani. No, non sono questi i giovani, e io lo dico tutte le mattine. Sentiamo cosa ne pensa il nostro Antonio da Padova. Ciao Antonio! Sì, pronto, sì, pronto Mirella, buongiorno anche agli ospiti. Dunque, io premetto che ho un'età che posso capire tutti i cambiamenti di questo mondo, e anche dell'Italia. Io mi ricordo che quando andavo a lavorare, che facevo il manuale, andavamo a lavorare con il panino e con la bottiglia del vino, e alle 10 ci fermavamo a mangiare panino con mortadella e un bicchiere di vino, e si lavorava, perché la mente era libera una volta, la mente non aveva i problemi che ci sono adesso. Adesso c'hai le tasse da pagare, c'hai il mutuo, hai tanti problemi che hanno creato i nostri cari governatori che sono a Roma. La gente è talmente preoccupata e pensierosa che possono capitare anche degli incidenti sul lavoro. Praticamente adesso non puoi neanche bere un bicchiere di vino quando vai a lavorare, perché ti dicono che è quello che ti preoccupa, che crea incidenti. Difatti hanno tolto il vino, tu lavori solo con acqua e Coca-Cola e ci sono gli incidenti. Abbiamo la memoria pacata, ma i problemi di una volta non c'erano una volta, tutti questi problemi qua. Adesso è lo sviluppo. Praticamente il governo, io mi ricordo il governo, che lo sviluppo è dare incentivi a chi costruisce, perché è il mattone che crea reddito, perché tu col reddito paghi le tasse per mantenere sempre quei 4 che sono a Roma, perché quell'ex Roma c'hanno una barca di skate, guarda, si parla, e poi non parliamo dei banchieri. Se andate a vedere i banchieri, quello che ciapa a mano un banchiere ciapa 2, 3, 4 milioni di euro all'anno. Ma vedete il conto? Questa qui è un paese malato. E noi diciamo che siamo preoccupati perché i datori di lavoro non danno la sicurezza. Lo Stato prende dal datore di lavoro il 60% del reddito del datore di lavoro, ma lo Stato, per quanto riguarda aiutare le imprese, è assente. Lo Stato purtroppo è quello che rovina il mondo del lavoro. E adesso un operaio porta a casa 22.000 euro lordi all'anno. 22.000 euro. Uno che deve andare via la mattina presto paga la benzina 1,80 euro, ma con tutti quei problemi che c'ha, e ciappa 22.000 euro lordi all'anno. E invece un banchiere porta a casa 4, 5, 6 milioni all'anno. Buongiorno e grazie. Grazie Antonio per le riflessioni che poi commenteremo anche con Chieregato, ma adesso andiamo a vedere un servizio, appunto perché abbiamo la dottoressa Canestrini che se deve andare, andiamo a vedere questo servizio dove si parla a Trieste, orso meglio ucciderlo che ergastolo. Andiamo a sentire e a vedere. Non sono orsi né colpevoli né orsi che fanno gli orsi, sono orsi più aggressivi degli altri perché il loro carattere. Li si cattura, li si fa vivere in cattività, li si uccide? Abbiamo tre scelte.
La Slovenia è una scelta molto pragmatica, li uccidono e coi soldi che ne ricavano dalla vendita di carne e pelle vanno tra l'altro a rifondare i danni causati da altri orsi, quindi è un po' la popolazione degli orsi che si automantiene, no? Quindi va proprio in un fondo che serve anche a tutelare gli orsi, tant'è vero che la popolazione di orsi sloveni è in continua crescita, la specie è tutelata, la specie non l'individuo, sono due cose ben diverse in ecologia, la specie orso è tutelata, non l'individuo, e la popolazione è contenta di avere l'orso che è una risorsa anche turistica dal loro punto di vista, quindi la popolazione è contenta. Quindi si può, volendo, fare in modo sloveno, si può farlo nel modo che è stato fatto spesso in Italia, ovvero di rinchiuderli, cosa che qualcuno vuole. A molti sembra più umano rinchiuderli, ma gli orsi non sono umani. Io lo dico da zoologo, un orso, come tutti gli animali selvatici, ha un solo scopo nella vita, fare l'orso in questo senso vero della parola, cioè procreare, avere un territorio, avere dei cuccioli, eccetera. Si dice essere come un orso in gabbia, uno che va fuori di testa, no? Proprio certo. Si usa essere come un orso in gabbia. Secondo me, per il benessere dell'animale, è molto meglio ucciderlo, in modo indolore chiaramente, con un'eutanasia, quello che si vuole, che condannarlo a un ergastolo. Teniamo presente che gli orsi chiusi in gabbie strette sono quasi sempre pieni di psicofarmaci, sono quasi sempre castrati, è una vita terribile, un orso può vivere 30-40 anni anche in cattività. Quindi è un ergastolo terribile che io non condivido assolutamente. Se la scelta deve essere tra uccidere o l'ergastolo, io preferirei, lo dico da zoologo, per il bene dell'animale l'uccisione. Dottoressa Canestrini, come commenta questo servizio le parole del suo collega? Ma vorrei fare una precisazione sulla Slovenia, perché sento continuamente colleghi e giornalisti che sventolano il caso della Slovenia come un caso virtuoso, ma in realtà in Slovenia gli orsi sono così numerosi e sono in aumento perché vengono gestiti in modo venatorio. Cioè gli sloveni vanno a caccia di orsi e quando si va a caccia di una specie si ha tutto l'interesse perché questa specie aumenti numericamente. Quindi in realtà in Slovenia gli orsi vengono cacciati perché vengono mangiati o trasformati in trofei. Ed è per quello che sono così numerosi e gli sloveni ci tengono così tanto a che aumentino o comunque si mantengano costanti di numero. Perché c'è un interesse economico grande dietro quello che è un vero e proprio allevamento di orsi open air, quindi non è un grande esempio da tirare continuamente in ballo come stanno facendo tutti per parlare invece del caso poi dell'orso sulle Alpi, che è un caso tutto diverso. Gli orsi sulle Alpi si erano praticamente quasi estinti, c'è stato un progetto voluto dalla politica, dalle comunità locali, dalle istituzioni, dagli enti di ricerca, di ripopolamento, non di reintroduzione, di ripopolamento. Vuol dire che gli orsi sono stati introdotti in un numero maggiore rispetto a quei pochi che erano rimasti, non sono stati reimmessi in un territorio da zero, è molto diversa la questione e noi adesso dobbiamo fare il possibile affinché questa specie non si estingua completamente sull'arco alpino, come abbiamo rischiato di veder succedere nei decenni passati. Ora, quel che è successo a quel povero ragazzo è un incidente drammatico, episodico, è un caso più, non dico più unico che raro, ma è veramente un evento che un orso in Europa uccida una persona, è letteralmente una disgrazia. Poteva non succedere? Non lo so, perché in realtà è vero che si è parlato tanto in queste settimane di necessità di fare più informazione e più prevenzione, e questo è sacrosanto. Ed è anche vero che sarebbe opportuno forse a volte adottare delle soluzioni un po' coraggiose, nel senso, se sappiamo che in un'area c'è una femmina di orso con i piccoli, magari chiudiamo quei sentieri, chiudiamo la zona all'accesso pubblico, intensifichiamo l'informazione circa i rischi che si possono correre poi nell'incontrare l'orsa. Ma anche se si fa tutta questa prevenzione e informazione, l'orso rimane l'orso, quindi può potenzialmente attaccare una persona, magari ferendola, non uccidendola, oppure arrivare ad ucciderla. In questo senso un caso eclatante è quello di Yellowstone, il parco nazionale più bello e antico del mondo. Se tu ci vai è un continuo di avvisi su come ci si deve comportare in presenza di animali selvatici e soprattutto di orsi, scusate. Nonostante questo, nonostante i ranger che pattugliano la zona in maniera capillare, nonostante i cartelli, nonostante tutto il materiale informativo che c'è nei centri visita, nonostante tutti sappiano che Yellowstone è pieno murato di orsi grizzly,
ci sono 2 milioni di visitatori l'anno e ogni tanto comunque qualcuno muore ucciso da un orso bruno. Quindi l'orso continua a fare l'orso, sta a noi accettare da un lato la possibilità che in natura non ci siano solo coniglietti e volpacchiotti, ma anche animali che possono potenzialmente farci del male. E infatti la signora non ha colpevolizzato, la madre del povero Andrea Papi non ha colpevolizzato l'orsa ovviamente. Dall'altro le istituzioni devono essere un po' coraggiose e dire ok, adesso abbiamo 100-120 orsi in questo territorio, bene, bisogna essere più consapevoli del fatto che gli orsi possono rappresentare un rischio per l'uomo, e quindi se io so che in quest'area è segnalata una femmina con i piccoli, faccio una comunicazione martellante alla mia comunità locale e ai turisti circa il fatto che quella zona può essere più pericolosa oppure che quella zona va evitata. E questo ovviamente richiede uno sforzo, in che senso? Nel privilegiare la sicurezza dell'animale, dei suoi piccoli e degli esseri umani che frequentano lo stesso bosco, a discapito magari di qualche turista in meno che non se la sentirà in quel momento di andare in quel paese in vacanza perché ha paura dell'orso. Cioè, però è tutta una questione un po' di equilibri e di intelligenza, ma anche di onestà intellettuale a un certo punto. Cioè, non si può continuare a raccontarsi le favole né in una direzione né nell'altra, per quanto mi riguarda. Ecco. Allora, dottoressa, prima di salutarla, però vorrei anche porre una domanda a chi è legato, e magari se riesco a sentire la sua opinione, se no la saluto perché so che ha il tempo misurato, andiamo anche in pubblicità, però la mia domanda è anche questo. Però i conti non mi tornano, chi è legato. Allora, questo orso ha ucciso questo povero ragazzo. Si parla di ergastolo e si parla di uccidere l'orsa. L'uomo orso, anche l'altro giorno, quello che ha ucciso 2 ragazze, 2 giovani vite, 2 bambine rimaste senza mamma, che è scappato, che non si è fermato, che guidava a una velocità incredibile, è ai domiciliari, era ai domiciliari. Poi la pena è stata 7 anni, 2 morti. Non si parla né di ergastolo e tantomeno di pena di morte, assolutamente no. Allora vorrei capire che valore ha la vita umana rispetto a questo povero animale che ha fatto, come diceva giustamente la dottoressa Canestrini, ha fatto il suo lavoro, quello dell'animale, in base alla specie, l'orso, il lupo, l'aquila, come dicevo prima, il cervo. Eppure ci sono 2 misure. L'uomo che uccide violentemente, ingiustamente, non prende l'ergastolo, quasi mai, l'abbiamo detto anche prima. Allora capisci che si fa fatica. Bene, comunque mentre la confrontiamo gli uomini con gli animali sempre difficile. Comunque voglio dire una cosa, io in montagna, adesso negli ultimi anni un po' meno per via dell'età, ma sono sempre andato a correre in montagna. Tra l'altro martedì scorso sono andato a correre alla Due Rocche a Cornuda, una manifestazione di corsa in collina, in quel caso molto bella, bellissima, e saluto gli organizzatori. E per cui ho avuto tante esperienze di corsa in montagna, anche sono uno di quelli che, insomma, adesso un po' meno, ripeto, però negli anni passati, che si buttava a capofitto sulle discese come un matto. In quelle situazioni, quando si corre in montagna, soprattutto in quota, diciamo, la concentrazione del runner è su alcuni elementi che devono essere presi come riferimenti per riuscire a fare una corsa efficace. È praticamente impossibile prestare attenzione a quello che sta intorno, impossibile. Non ce la fai? Non succede. Ok, quindi secondo me la cosa più intelligente che ho sentito dire in questo periodo è che bisognerebbe abituare i runner o comunque i camminatori di montagna a indossare, non so se la dottoressa può confermare l'efficacia di questa soluzione, a indossare dei sonaglini, dei sistemi con i quali provocare rumore, perché in generale gli animali selvatici, quando sentono del rumore, tendono ad allontanarsi. Dopodiché, magari non è sempre vero, diciamo, io ho sempre corso con le bacchette, però poi quando uno va in discesa le bacchette non le sta usando, perché le bacchette fanno rumore, no? Soprattutto in salita. Quindi è una situazione difficile, sono d'accordissimo sul fatto che non bisogna prendersela con gli animali che sono nel loro ambiente naturale, anzi siamo noi che andiamo in un ambiente che non è, diciamo così, mai stato colonizzato dagli esseri umani, tant'è vero che in quegli ambiti lì ci sono forse dei rifugi, dei bivacchi e niente di più.
Quindi è una situazione... Poi, ecco, e poi c'è la questione del numero di morti, non facciamo questa contabilità, però le zanzare ammazzano infinitamente di più, però non mi sembra che ci sia in programma un progetto di sterminio. Vediamo se riusciamo a sentire Giusy, se no mi cade la linea, ma devo correre stamattina. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto sono schifata per quei 7 anni che hanno dato a quel... No, non lo chiamo neanche né per nome né per niente, perché se la legge è questa, quando possono cambiarla più presto possibile? Perché è da anni che fanno queste cose qua. Dopo 7 anni allora va in galera, dopo si comporta bene perché non so cosa debba fare dentro lì in carcere per non comportarsi bene, e poi esce dopo 2 anni, 3 anni, dopo aver ucciso due persone. Guarda, lasciamo stare questo discorso qua perché appunto sono schifata. Volevo dire alla dottoressa, perché dottoressa non si possono dare gli anticoncezionali a maschi e femmine degli orsi e dei lupi magari per 1 anno o 2, affinché si riduca le nascite? Sarà difficile farlo, ma però bisogna far questo. Se non si vuole uccidere, perché neanch'io sono di quel parere, ma però lasciandoli qua, insomma, vedi ma che non possono andare, insomma, questa gente a camminare né destra né sinistra. E poi ho sentito, Mirella, scusa, ho sentito ieri il ristoratore che ha detto che non trova il personale. O in nero, lo trova in nero, perché forse penso che siano quelli che prendono il reddito di cittadinanza e non vogliono essere regolarizzati. Bisogna fare qualcosa perché non li pagheremo mica finché andranno in pensione. Prima hanno detto che per 2 anni, 3, se non trovano lavoro dopo... Giusy, devo andare avanti perché non ce la faccio, sennò... Grazie Giusy, hai fatto le tue riflessioni, anche la nostra Giusy. Dottoressa, riesci a rispondere, poi la salutiamo, andiamo in pubblicità. Sì, una battuta velocissima. Non è possibile dare gli anticoncezionali a questi animali per motivi molto semplici, che non sono fuori da un rischio di estinzione. Quindi non c'è alcun motivo per ridurre le nascite né di orsi né di lupi in questo momento. Di lupi siamo a un buon punto di conservazione, per quanto riguarda gli orsi è fuori discussione. 120 orsi sull'arco alpino sono ancora animali che stanno sfiorando il rischio di estinzione. Cioè non è un problema di numeri la presenza dell'orso sull'arco alpino, è un problema culturale tutto legato all'uomo e alla politica. Non ha niente a che vedere con la biologia degli orsi. Dottoressa, che appello vuole fare questa mattina? La prego, faccia un appello, speriamo che qualcuno non senta, ascolti, perché lei è un'esperta, lei sa di cosa parla, lei ha dei numeri molto importanti che sta dicendo, sono dei numeri che io e chi è regato ci guardiamo e dico, ma fino adesso cosa ci hanno detto? No, allora? 120 no. Ma 120 in tutto l'arco alpino? Sì. Cioè sono pochissimi, veramente incredibile. Ma non è niente, è un numero ridicolo, è un numero da estinzione dopodomani. Sì, certo. Cioè non è un numero per una specie selvatica, soprattutto per un grande mammifero come l'orso che ha anche dei tassi riproduttivi per di più lentissimi, perché non sono 120 orsi che ogni anno fanno 3 cuccioli, sono 120 orsi in tutto. Quindi tra cuccioli, adulti, orsi che si riprodurranno tra qualche anno, orsi che magari moriranno di vecchiaia tra poco, cioè, sono discorsi ridicoli. Io faccio solo sempre un appello all'intelligenza e al raziocinio, cioè usate la testa, informatevi correttamente, ascoltate i tecnici, perché comunque ci sono dei tecnici bravissimi sull'arco alpino che si occupano di fauna selvatica e anche ovviamente di orsi. E non fatevi abbindolare da troppi discorsi di parte, che siano politici, che siano legati alle associazioni venatorie, che siano legati a quelle animaliste. Da tutte le parti sento dire delle grandi castronate, quindi il mio appello, come al solito, è a usare la propria testa e a informarsi su più fronti, ma soprattutto informarsi in ambito tecnico e in ambito scientifico.
Io spero di averla ancora ospite, dottoressa Canestrini, perché è importante anche un'informazione corretta. Ecco, è quella che io cerco di fare tutte le mattine con persone preparate, esperte, che dicono veramente la realtà, quella che è, con dei numeri reali. Perciò io la ringrazio veramente, dottoressa Canestrini, di essere stata con noi. Salutiamo anche Pisa, questa bellissima città. Grazie dottoressa, e si ricordi di Sveglia Veneti di noi. Grazie dottoressa e buon lavoro veramente. Pubblicità. Siamo con Valente Chieregato, abbiamo appena salutato la dottoressa Mia Canestrini, zoologa, che risponderà alla nostra Giusy anche su quello che ha detto la dottoressa Canestrini. Prego Chieregato. Allora, innanzitutto sono rimasto molto sorpreso dei 120 orsi, cioè, è un numero veramente incredibile, questo dimostra il fatto che è un non problema, no? Dicevamo prima durante la pausa che le zanzare sono responsabili di 75.000 morti all'anno nel mondo. Però venendo qua all'Italia, diciamo, le vipere o i fulmini che colpiscono in testa le persone fanno più morti dell'orso. Allora, di cosa stiamo parlando? Se il problema è il singolo orso, prendete sto orso, perché questo dice il presidente della provincia di Trento, prendete e mettetelo in uno zoo, quel singolo orso. Però io temo che nei prossimi anni, auspico che la popolazione dell'orso aumenti, perché è una buona notizia per la natura e per le nostre belle Alpi, e potenzialmente quindi potrebbe ricapitare. Quindi non è che noi siamo al sicuro se ammazziamo questo orso, è una cavolata che non ha nessun senso, e penso che la maggior parte delle persone abbiano quest'idea. Però volevo rispondere agli ascoltatori che hanno chiamato. Sì. Rispondo di sì, che i giudici applicano la legge, per cui se danno 7 anni e poi ridotti a 2 o 3 anni è perché applicano le leggi. Perché ci sono queste leggi? Perché la politica ha deciso di fare delle leggi che abbiano delle pene minori. Come si cambia? In Parlamento, perché è l'unico luogo dove si può cambiare una legge e non c'è un altro sistema. Poi dopodiché i magistrati la applicheranno. È sempre stato così, almeno da quando c'è la Repubblica, e sarà così anche nei prossimi anni. Per quanto riguarda i lavoratori in nero, allora mettiamo le cose al loro posto, ok? Allora, di percettori del reddito di cittadinanza, 2/3 dei percettori non possono lavorare, perché hanno problemi di mobilità o sono portatori di handicap, non possono lavorare, quindi sono fuori da tutto il discorsi retorici che si sentono. 1/3 può lavorare, ok? Allora, quanto è questo terzo? Qualche decina, qualche centinaio di migliaia di persone. Sono tante, sono poche, quelli sono i numeri, ok? I pensionati sono più di 20 milioni. Allora, quando si sente parlare di persone che lavorano in nero e perché vogliono lavorare in nero, state tranquilli, ve lo dico qua, magari vi arrabbierete, ma non mi interessa. La grande maggioranza sono pensionati, spesso, non sempre, pensionati giovani, magari provenienti dalla pubblica amministrazione. Per cui smettiamola con questa storia del reddito di cittadinanza, che è una scusa per non parlare dei problemi. In più, i redditi, diciamo così, i sussidi dati alla base della popolazione che ha di meno, vengono dati in tutti i paesi dell'OCSE, cioè i paesi occidentali, i paesi civili, ok? In tutti, esclusi gli Stati Uniti d'America, sono l'unica eccezione. Tutti i paesi europei hanno sussidi alla base che sono utili, perché quando una nazione civile riesce a fare dei meccanismi di ridistribuzione del reddito, è sempre una buona notizia per l'economia, oltre che per la socialità, ma anche per l'economia, perché se io metto dei denari pubblici alla base del ciclo di distribuzione della ricchezza, quei soldi vanno immediatamente al gradino superiore, cioè banalmente se do un sussidio a chi non ha nulla, quel sussidio verrà usato
praticamente per intero per comprare da mangiare, per pagare l'affitto, per pagare le bollette, e questi soldi vanno quindi a livello superiore diciamo, delle classi sociali. Adesso non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma sto parlando in generale. Questo quindi consente di generare ricchezza, perché c'è commercio, c'è e fa girare l'economia. Fa girare l'economia. Se invece io do i soldi nelle fasce alte, lì restano e facilmente rimangono bloccati, causando un danno immediato e anche a lungo termine a tutto il ciclo economico. Sono concetti molto semplici. Io capisco che è facile dire non bisogna dare i soldi a chi non lavora, però spesso, non sempre, spesso chi lo dice è un fannullone, perché si rivede in situazioni nelle quali magari io non prendo il sussidio, mi lamento perché un altro lo prende, però magari sono il primo a non adoperarmi. Ma tanto è vero che è regato che la premier Giorgia Meloni, stiamo parlando di un partito che ha sempre contrastato il reddito di cittadinanza, non l'ha tolto, si chiamerà assegno unico, però ha capito, siccome non è stupida, lei soprattutto, che bisogna tenerlo, perché abbiamo una fascia di popolazione che se non arriva a questo cosa facciamo? Non è che il volontariato possa all'infinito mettere le pezze dove la politica non le mette. Una società civile è capace, si chiama società civile quando è capace di occuparsi della fascia più debole. È così che funziona. Io lo capisco che è facile gridare, fare i grossi, perché quello non lavora, non deve prendere niente. I momenti di difficoltà possono arrivare per tutti, possono arrivare per me, possono arrivare per Mirella, possono arrivare per qualunque ascoltatore che è da quella parte. Quando abbiamo un meccanismo che aiuta le persone in difficoltà, quel meccanismo domani potrebbe essere proprio utile a quello che oggi protesta e che si lamenta. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella. Ciao. E un buongiorno al tuo ospite. Ascolta Mirella, io volevo, che state parlando là dell'orso che ho sentito e anche ho visto alla TV. Bene, io volevo dire una cosa solo, che mi dispiace tanto per la mamma, purtroppo per il figlio, ma io parlo adesso in generale, ma c'erano i cartelli messo che è pericolo andare là, c'erano gli avvisi che non si poteva andare là, perché se c'erano gli avvisi allora le persone vanno all'arrembaggio proprio, perché se c'è gli avvisi che è scritto vietato di pericolo, se non si deve andare là, perché sennò è logico, sennò è inutile che la colpa è di chi va all'arrembaggio però. E se no c'è anche delle guardie forestali che magari li accompagnano, che vogliono andare là, ma non penso che le guardie vanno dove c'è pericolo, che portano la gente. Ma a ogni modo ci deve essere degli avvisi, non so se c'erano, perché loro è come noi che quando vengono in casa ti uccidono, è la stessa cosa che difendi la tua casa, loro difendono il suo territorio. E dobbiamo imparare da loro, noi umani, no? Come quello che dice alla TV che dobbiamo uccidere. Io gli darei una mazzata in testa a quel cretino là. Scusami, sai Mirella, perché sempre uccidere, non ci sono più rondini, non ci sono più niente. Cominciano a uccidere tutto e vanno fuori di testa, perché ormai la gente è diventata, che va fuori proprio di scemo proprio ormai, guarda, è diventato un mondo proprio, non ti dico. Io ti saluto Mirella e volevo dire anche alla mia, perché insomma uccidere sempre queste bestie, loro fanno il suo dovere come lo facciamo noi, ma questo non è di fare il dovere di uccidere o di uccidere, perché questa è una vendetta personale di quella persona lì. Dai, andiamo, che la gente non è cretina, dai. Va bene Mirella, ti saluto, buona giornata a te e a tutto il pubblico e anche al tuo ospite. Ciao. Grazie Bruna. Allora, visto che abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, di aiutare i deboli, qualcuno non ci pensa, qualcun altro deve pensarci, andiamo a vedere l'assegno di Bruna a Rosà, che voi conoscete, perché conoscete, l'avete sentita al telefono. Andiamo a vedere. Siamo arrivati a Rosà e stiamo entrando da Bruna. Suoniamo il campanello.
Permesso. Ecco qua che ci accoglie Roberto, il marito di Bruna. Ciao Roberto. Queste tutte medicine che... Negata terapia antalgica. Questa è la terapia antalgica che ti da fare. Ma queste sei passate o devi pagarti Roberto? No, io passare. Adesso sta cura qua, quanto duri Roberto? Grosso modo. Vanno avanti un po' di mesi. Abbiamo fatto da un paio di mesi, sì. Sì, perché adesso avevo qualche emorragia dentro e certo, sì, beh, dovevo a terapia. Sì. Allora, dopo un paio di giorni Vedo lui che ha scritto qua, ma non parliamo, si è fatto a carta e vuole darmi. Ma una persona, cioè suo marito, oltre a te, ha bisogno di una persona che l'ascolta, un psicologo, di alleviare anche questi dolori, sta roba che passa. Andiamo al psicologo. Siamo con Bruna e Roberto. Allora Bruna, questo è l'assegno della grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, che ti ha conosciuto perché hai avuto il coraggio di chiamare, di far sentire la tua voce, non cosa facile, quei problemi che hai, però Bruna ti ha fatta, a Mirella si rivada. Ma non si arriva a Mirella, si arriva anche tutta la famiglia di Sveglia Veneti, perché mi sono qua, ma sono tutti che ti abbracciano, tutti, e domani mattina lo faremo vedere e così ci sarà un grande abbraccio anche di tutti. Ora mi guardo. Tutte le persone che guardano Sveglia Veneti, che è la grande famiglia di Rete Veneta. Grazie, Mirella. Grazie. Che Dio ti benedice. Sì, contenta che sei, dai, Bruna. Allora chi ti guarda dopo ti dice, guarda che a Bruna che mi aiuta invece di dire sono contenta a piange. Ecco. Non volevo arrivare a questo. Vabbè, ma mi che avevo promesso che venivo, solo che poi ti dovessi portare roba a mangiare qua, che qui a te portati, manco ti sa cosa che ti vuole. Credo che né dottori né medici né niente, solo che da Mirella e Rete Veneta che guardo sempre, quello mi rilassa e mi sento un po', sono ancora una cristiana. Non mi sento come una bestia, come una persona che non capisce. Anche a me non che dico più la verità, non che dico più niente perché ho paura. Perché non vuoi che fai la vita che sono Dio per me, Mirella. Dai, ma adesso dai, ti ancora guarda che sei bravo, Roberto. Le mani bravo, ma che tocca sempre lui, sempre lui, sempre lui. No, il marito non sei. Ma quando che ti sposi, posso dire nel bene e nel male. Questo è un grande marito, niente a dire, questo io posso assicurare. Cosa ha voluto dire che a grande famiglia di Rete Veneta? So che ti dici. Il fatto di quello che non credevo che facessi. Vabbè, l'importante è che stai io a Bruna. Dai un bel basetto a Bruna, dai un bacio a Bruna, dai un bacio. Oh là, così mi piace. Ecco, capito? La coppia più bella del mondo, con un gran casino in testa a Bruna. Ah, Bruna? Gran casino in testa, però guarda che marito ti ha trovato, che se vuoi scegliere. È anche 20-30 anni quasi ormai che mi assiste giorno a notte. 24 anni. E pensa, per disgrazia, sua moglie è morta con tumore in testa. Maria Vergine. Maria Vergine. Mica cosa resta da avere il tumore? No, signore, questo ti vuol farmi castigarmi. Perché io ho avere il tumore in testa come che sua moglie è morta il tumore in testa. Ciao Roberto. Grazie. Grazie a Ma tutti. figurati. Qualsiasi roba, ciao. Sì, vabbè, grazie. Ciao Brunetta. Fammi un sorriso. Domani mattina Vabbè. Ok. Ciao Bruna. Grazie tanto.
Allora, primo vorrei non passasse il messaggio che Rete Veneta, Sveglia Veneti e la Mirella, grazie a voi perché siete voi quelli che aiutate, non sono io sono il braccio, sono il motore, ma voi siete la benzina e senza benzina il motore si ferma. Però non vorrei che passasse il messaggio che chiunque chiama arriva alla bacchetta magica con la fatta, con la camisetta da fatta turchina stamattina e risolvo il problema che hanno. Ecco, che non vorrei che passasse questo messaggio perché non sono in grado di farlo, perché io ricevo decine e decine di telefonate tutti i giorni di gente che mi chiede un appartamento, una persona che la assiste, soldi, perciò dove posso arrivo, ma quando arrivo è perché ho interpellato il sindaco, l'assessore, i servizi sociali, perciò non è una cosa così diretta. Ecco, volevo capire e soprattutto ringraziarvi perché se sono riuscita a portare un attimo, una goccia di serenità in quel momento quando sono arrivata a Bruna e a Roberto è solo ed esclusivamente merito vostro, di questa grande famiglia di Rete Veneta e di Sveglia Veneti, ma soprattutto di Rete Veneta. Allora abbiamo in linea, chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. No, niente, io chiamo perché volevo semplicemente, siccome sto cercando case in affitto, la metterci male sui capelli perché gli affitti, cioè io devo pagare 300 di un affitto, non 500, con 2 camere, non riesco a trovare un affitto basso, insomma. Quindi sì, so che insomma non dipende da voi, però... Ah, beh, hai fatto bene a chiamare facendo questo appello, cerco un appartamento in affitto, cosa impossibile, se ve lo posso assicurare, specialmente in questi ultimi tempi, non ce ne sono, se ci sono piuttosto li tengono chiusi piuttosto di affittarli, ecco, appartamenti chiusi ce ne sono tantissimi, ma dicono non sono abitabili, però non mi fanno entrare con le telecamere per vedere se proprio funziona così, perciò devi dire qualcos'altro, Elisabetta? Oh, ecco, la telefonata di Elisabetta è chiara, ma soprattutto il servizio. Ecco, queste pezze che deve mettere continuamente il volontariato dove si può. Grazie però a questo 5 per 1000 che io non finirò mai di ringraziare perché sono questi i soldi. I soldi sono questi. Dove vanno questi soldi? Vanno per aiutare le famiglie che hanno bisogno, le persone in difficoltà che sono i fragili. Prego, chi è regato? Ma torniamo al discorso di prima, cioè tutti si emozionano giustamente, e anche io quando vedono questi servizi e queste situazioni di persone che hanno delle difficoltà reali e non inventate, dopodiché magari le stesse persone si arrabbiano perché esistono i sussidi dati dallo Stato. Allora, lo ripeto, le società civili sono capaci come società, per cui dentro il sistema delle regole, a badare ai più deboli. Perché le debolezze delle società non sono, cioè le persone in difficoltà non è che le possiamo mettere in un fosso, no? Intanto per cominciare perché è una cosa, diciamo così, da trogloditi. Tutte le società civili, dai greci in poi, non hanno mai fatto queste cose, e anche quelle prima, se è per quello. No? Quindi non è che i deboli si emarginano e si escludono dalla società, sono cose indegne e indecorose. E poi perché queste debolezze, lo ripeto, l'ho detto anche prima, ma lo ripeto perché forse non è chiaro, possono riguardare persone diverse volta per volta, cioè una persona che le cose gli vanno bene, domani potrebbe essere in una situazione dove le cose non gli vanno più bene e viceversa. Quindi i meccanismi, i sussidi che aiutano le persone in difficoltà sono utili all'intera società perché possono essere utilizzati da tutti, e anche chi non li utilizzerà mai ha un vantaggio, perché se metto i soldi alla base della catena del commercio e dei flussi di denaro è un vantaggio per tutta l'economia nel suo complesso. E guarda, badate bene, gli inglesi, che sono stati ai tempi i primi a mettere i sussidi, li misero per questo motivo, dopodiché può essere discutibile, ma semplicemente per creare un meccanismo di distribuzione della ricchezza che giovasse alle classi sociali immediatamente superiori in maniera immediata. Adesso, in alcune situazioni, adesso non vado a raccontare i singoli casi, ma ci sono state delle città che hanno adoperato un sistema di distribuzione del reddito perché così le persone poi andavano a far festa nei pub al venerdì e al sabato. Però questi
diciamo che non sono discorsi che sono molto affini alla nostra cultura. Ma perché si fanno queste cose? Perché la politica fa queste cose? Ci sono dei motivi etici, morali, di giustizia sociale, ma anche economici. Allora, chi contesta i sussidi che sono reddito di cittadinanza, sussidio di disoccupazione, eccetera, eccetera, la cassa integrazione, tutti i meccanismi che servono a tutelare chi è in difficoltà, chi contesta questi, lo ripeto, o non ha voglia di fare niente e non prende i sussidi, quindi è arrabbiato, oppure non ha capito a cosa servono e perché sono così strutturati. E se non ha capito, che capisca, ci sono tantissimi modi per comprendere e per informarsi, ma la smetta con questa retorica di dire, ecco, faccio il discorso che facciamo prima nella pausa. La scorsa estate, ma anche l'estate precedenti, avete tutti quanti sentito la notizia che nelle località di mare non si trova il personale. È vero, non ci sono dubbi. Però guardate che il problema non è il reddito di cittadinanza, i problemi sono due. Il primo è che da tanti anni, soprattutto i ragazzi giovani, vengono sottopagati. E a un certo punto un ragazzo dice: vai a quel paese, no? Perché, no, fermo, perché ieri ho avuto un avvocato che ha detto: guardate che se vanno anche in Inghilterra, in Francia, gli stipendi sono quelli, non è che sono doppi. Io anche là, siccome io lascio parlare tutti, prendono gli stessi soldi che prendono qui da noi. Però cosa succede? Vanno là non per i soldi, ma per imparare l'inglese o la lingua. Ti risulta? No, non è così. Allora, la media degli stipendi in Italia è più bassa, ma non di tanto, ok? Non di tanto. Però noi siamo comunque con una media di stipendi più bassa di la media totale. Se invece parliamo di giovani, quindi di ragazzi e di donne, noi siamo in fondo alle classifiche come media di stipendi. Ma il vero problema, e questi sono dati Eurostat che ognuno può tranquillamente controllare. Il vero dramma però è sottopagare le persone, cioè ci sono stati fenomeni, e forse ci sono ancora, per fortuna sempre meno, di persone che vengono assunte magari a 4 ore e poi lavorano 10 ore e quelle 6 ore in più vengono sottopagate, 2 euro, 3 euro all'ora. Ci sono stati casi di persone assunte diciamo per fare un certo lavoro e poi ne fanno un altro. Ecco, queste situazioni qua, a un certo punto, stancano le persone dicono basta. Okay. E questo è il primo problema. Il secondo è che il numero di persone nate dal 1960 in poi è sempre stato in diminuzione. Per darvi un dato, nel 2022 sono nate metà delle persone del 1960. Allora, questo ovviamente è stato graduale, non è che di colpo le nascite sono diminuite, quindi gradualmente, no? Allora adesso abbiamo, nel mondo del lavoro si affacciano le persone che sono più o meno nate dal 2000 al 2005, ok? Circa, ok? Allora, in quegli anni il numero di nati era decisamente inferiore rispetto a 10 anni prima, quindi succede che sul mercato del lavoro c'è meno offerta e quindi siccome c'è meno offerta ci sono meno persone che girano ed è più facile che nei lavori, diciamo, meno qualificati, un pochino più considerati in maniera meno nobile, no? Ci sia carenza di personale. Perché, e io lo dico da tanto tempo purtroppo, non è che non si trovano, non ci sono. Esatto. Non ci sono. È là il problema grande, che non passa questa informazione. Non è che non si trova, non c'è più il giovane. Non c'è più. E danno la colpa ai sussidi che non c'entrano nulla, o se c'entrano hanno una responsabilità estremamente piccola rispetto alla grandezza del problema. Pubblicità. E vediamo questa locandina importante, Villa Manfrì, Margherita inclusiva, 1° maggio, entrata libera dalle ore 11. Ci saranno tantissime associazioni di volontariato proprio per fare rete, per unirsi. Ci sarà il CONI, il CIP, ecco, l'ippodromo di Treviso, chi ne ha più ne metta, ma ci sarà anche il nostro Johnny Moretto, titolare Moretto Farma Azienda Eco Compatibile. Buongiorno Moretto, vediamo se è collegato con noi.
Non c'è ancora? Abbiamo in presenza invece Simone De Vito, atleta polisportivo Treviso tennis da tavolo. È rimasto con noi anche Valente Chieregato perché è importante capire l'importanza di queste discipline sportive per la mente, per il corpo, per evitare di crescere nella maniera sbagliata, senza regole, senza orari, senza sacrificio, senza impegno. Prego, cosa ci racconti, Simone? Sì, hai detto bene, senza impegno, senza sacrificio. Lo sport in generale, infatti, ciò che a me ha insegnato di più sono proprio i valori, il valore del sacrificio, anche semplicemente il fatto di confrontarsi con un'altra persona è bello e allo stesso tempo ti fa rendere conto di tante cose, perché spesso magari uno pensa che, non so, può essere più forte dell'altro, ma non sa che come io lavoro tanto, anche l'avversario lavora tanto, e ti abitua a confrontarti con appunto altre persone. E anche il fatto di saper accettare la sconfitta è, penso, la cosa più importante che mi abbia insegnato lo sport. Ecco, accettare la sconfitta, Chieregato, una cosa molto importante, quella che molti politici non riescono ad accettare, la sconfitta di non riuscire a rimanere magari qualche volta in quella poltrona, tanto è vero che hanno creato perfino il gruppo misto, tu fai parte di un partito, vai nel gruppo misto, pur di non perdere la poltrona, di rimanere là, queste persone che vorrebbero anche farci la morale a noi che lavoriamo veramente con impegno, sacrificio, dedizione, non per noi stessi, per il paese, perché paghiamo le tasse e le tasse dovrebbero essere utile per dare i servizi alle persone, come abbiamo visto prima con Bruno e Roberto. Invece deve sempre partire il mondo del volontariato ad aiutare, perché i soldi non ci sono mai, non bastano. Però poi facciamo le Olimpiadi, di cui volevo anche un parere, con tutto il rispetto che ho per le Olimpiadi, ci mancherebbe, e per tutti gli atleti e per i turisti che arriveranno. Non so come fanno a avere già i numeri, devono ancora arrivare già i numeri, non capisco come, però danno già i numeri di quanti turisti arriveranno. Però là si trovano montagne di soldi. E poi ho Dino Ponco, il presidente del CONI, che dice non ce la facciamo, le società minori stanno veramente soffrendo, devono autotassarsi, non ci sono strutture. E allora com'è la storia? Prego, Valente Chieregato. Volevo iniziare citando, visto che comunque sono un appassionato di pallacanestro e ho giocato tanti anni fa, Michael Jordan, il più grande, forse uno dei più grandi sportivi di sempre, in un'intervista disse: io per 23 volte ho avuto dai miei compagni la palla per vincere la parità e ho sbagliato. Però poi alla fine è il più grande giocatore che ci sia mai stato, perché la sconfitta è il momento in cui l'atleta fa il passo in avanti verso nuovi traguardi, è il momento in cui ci si confronta con chi è più forte o più bravo o più fortunato, ma di solito la fortuna conta molto poco, e in quel momento ci si rende conto che c'è un livello sopra, perché te l'ha fatto vedere l'avversario che ti ha sconfitto. Ed è lì che si fa il salto in avanti, perché si punta, si ha un modello, il modello è colui che ti ha battuto. È una grande scuola di vita, serve per tutto quello che poi si affronta nella vita a livello di famiglia, di lavoro e qualunque altra situazione. Quindi lo sport è importantissimo, secondo me di più lo sport di squadra, ma anche lo sport individuale. Io ho fatto sport di squadra e sport individuali, quindi va bene tutto. È una grande scuola proprio per capire i propri limiti, come migliorarsi, come improve in inglese, no? Fare quel salto in avanti. No, mi dicevi delle società e delle Olimpiadi. Siamo in Italia la media del costo delle opere pubbliche in Italia è circa il doppio rispetto alla media europea, e questo racchiude tutte le risposte. Allora sentiamo anche Simone De Vito cosa ne pensa. Ecco, tanti soldi da una parte, zero dall'altra, eppure i campioni sono nati nelle piccole società, perché non è che si diventa campione subito, cioè cresci nella piccola società che vede lontano e ti fa crescere un po' alla volta, però non ce la fa più, perché la pandemia, perché le famiglie sono in crisi, stipendi bassi, pochissimi soldi, ormai uno stipendio non basta più, ma non bastano neanche più 2 stipendi. Ecco, cosa vuoi dire? Però dopo montagne di soldi che arrivano.
Sì, allora io gioco a tennis tavolo che è indubbiamente uno sport minore. Poi io dico sempre uno sport minore in Italia, perché se mi trasferissi in Cina sarebbe come il calcio qui, no? E il calcio ci sono i giocatori che prendono milioni e milioni, no? Noi nel tennis tavolo aiuti della federazione, devo dire ultimamente sono arrivati. Ad esempio da poco abbiamo fatto un progetto con le scuole in cui andiamo nelle scuole a insegnare tennis tavolo. E la FITET, la Federazione Italiana Tennis Tavolo, ci ha fornito un tavolo, ci ha fornito le racchette. Piccoli aiuti si stanno iniziando a vedere. Il punto è che appunto essendo uno sport minore, non essendoci quella visibilità che ha il calcio, è inevitabile che il nostro sport dal punto di vista monetario abbia meno. Inevitabile nel senso perché in realtà è una cultura, no? Io ogni volta che dico gioco a tennis tavolo, subito c'è quello lì che dice no, io ti posso battere, così. C'è proprio la cultura dello sport minore che manca. Di conseguenza minore visibilità e di conseguenza minore soldi dal CONI, queste cose. Però qui. è vero quello che dici, però è anche vero che anche il grande campione, come dicevo prima, ha fatto la gavetta. Sì. Allora, la società è diventata importante perché è riuscita ad avere il campione. Ma il campione dove è nato? Chi è che l'ha fatto, che l'ha cresciuto nel tempo, accompagnandolo a fare questi allenamenti, a cercare di dare l'ABC perché sia dignitoso? Poi lo sport è diventato importante, ma perché sono diventati importanti questi atleti, che sono diventati dei campioni. Allora io sono dell'idea, Simone, che non ci sono sport minori, c'è lo sport. Punto. Sì. Non ci sono le Olimpiadi e le Paralimpiadi, dovrebbero esserci le Olimpiadi, perché si parla di sport. Chi è regato? Sì, beh, la distinzione Olimpiadi-Paralimpiadi è, diciamo così, necessaria per il semplice motivo che nelle Paralimpiadi ci sono una serie di specialità che vengono replicate varie volte a seconda del tipo di problematica, cioè banalmente non è che c'è solo un 100 metri stile libero, c'è un 100 metri stile libero per chi ha certi problemi, c'è chi... Ma sono sempre Olimpiadi? Naturalmente io diciamo così, le farei insieme, nel senso nello stesso momento. Ecco, nello stesso momento, nello stesso periodo, ecco, non 69 medaglie hanno portato a casa, attenzione, contro le 19, scusa, dei normodotati. Certo. Loro ne hanno portato a casa 69. Ci sono degli atleti che fanno le Paralimpiadi, come Bebe Vio, tanto per fare un nome, che è molto probabile, non avremo mai la controprova, ma è molto probabile che sarebbero stati degli atleti di altissimo livello anche nelle Olimpiadi, diciamo, quelle che si fanno prima. È molto probabile questo, perché hanno una capacità di esprimere non solo a livello fisico, perché in quel caso ovviamente è più complicato, ma a livello proprio mentale, di forza, di valori, che è straordinario, straordinario. Tanto per cominciare si mettono in gioco, e questo già è una cosa incredibile. E dopo ottengono risultati. Ho capito, ma io quello che voglio capire e che cerco di capire e di far capire, e forse che qualcuno deve cambiare registro, che non può esserci una medaglia d'oro di un valore e un'altra medaglia d'oro di un altro valore. Perché abbiamo due atleti allo stesso livello. Perché tu questa medaglia d'oro me la paghi così e l'altra medaglia d'oro che è più sudata? Perché pensate quanto impegno devono metterci queste persone per arrivare, persone che studiano, che forse ci danno anche il là per il comportamento di vivere, che ci insegnano cosa vuol dire dalla sera alla mattina trovarti senza gambe, senza braccia, eppure riescono a superare questo limite per loro che è diventato e diventano degli atleti meravigliosi. No, ma la medaglia è pagata in maniera diversa. Cosa ne pensi? Simone. È vero quello che hai detto anche delle belle parole. Io mi sono confrontato con gente che ha fatto le Paralimpiadi, era venuto quest'estate a fare uno stage a Treviso, i ragazzi della Paralimpiadi inglesi, e io sono davvero rimasto sorpreso, a bocca aperta, ho detto ma guarda questi quanto impegno ci mettono, mi sorprendevo da quello che riuscivano a fare.
Però io ritorno a un problema di visibilità, nel senso è normale che il ragazzo che ha problemi motori non riesce a giocare alla stessa velocità. Con Fermo, avete sentito la parola che ha usato Simone? Che ha problemi motori, non ha detto il disabile, perché loro non usano questo termine. Avete sentito, scusami se ti ho interrotto, ma penso che hai detto una parola bellissima. Problemi motori, io li chiamo diversamente agili perché si muovono in maniera diversa, ma non mi permetterei, non vorrei più sentire quella parola che è disabile. Chiusa parentesi, vai. Appunto dicevo, non riescono a giocare con la stessa dinamicità che abbiamo noi. E di conseguenza ritorniamo a un problema di visibilità, ce n'è meno e alla fine la TV, no, guardano un po' quello, quanti spettatori hanno, se hanno meno spettatori pagano meno. Secondo me questo è il punto. Poi da un punto di vista personale, sportivo, sarebbe giusto premiare di più quel ragazzo che ha fatto davvero molti più sacrifici. Però purtroppo... Sai cosa hanno detto anche ieri, che ormai è tanto tempo che io li ospito nelle trasmissioni, perché per me è sempre andare a scuola di comportamento, di educazione, di serietà. Non è sacrificio, per niente, è un impegno. È un impegno che noi dobbiamo assolutamente tenere e fare per arrivare all'obiettivo, perché l'obiettivo è molto importante, ma non è un sacrificio. Cosa ne pensi, Chieregato? Non è un sacrificio, è solo un impegno che hai. Allora, la settimana è fatta di 168 ore. Diciamo che una settantina di ore vengono dedicate al sonno, al riposo, a mangiare. Ne rimangono 100. Quindi se possiamo pensare che una persona lavori 40 ore, 50 ore con gli spostamenti, ce ne sono 50 libere. Con 50 ore io ho preparato anni fa un Ironman, che è un triathlon molto lungo, e delle ultime 20 settimane di preparazione adoperavo 15 ore a settimana per prepararmi, che è tanto di allenamento fisico, è tanto, ma sono 15, la settimana è fatta di 168. L'impegno non è di ore o di quantità, ma è di volontà. Quando uno vuole fare una cosa la fa e non è importante quanto bisogna sacrificare del resto. E poi parliamo di sacrifici di cosa? Se io ho voglia di fare un'attività sportiva, non è un sacrificio, è un piacere. Casomai il sacrificio sarebbe non farlo. E quindi con questo concetto sì, tutto è spiegabile facilmente. Simone, un'altra cosa importante è che vogliamo anche capire cosa si può fare per avvicinare di più i giovani allo sport. Purtroppo nelle scuole abbiamo solo 2 ore di sport qui da noi, mentre nel resto dell'Europa sono 6, 8 conforme. Abbiamo molti ragazzi che non ne vogliono sapere di fare sport. Ecco, cosa si può fare per cercare di far capire che forse lo sport ti aiuta, ti salva e scopri nuovi ideali, nuove passioni, scopri un'altra famiglia. Ecco, quelli che non hanno famiglia la possono trovare nello sport perché diventa una famiglia. Prego. Secondo me parte tutto dalle scuole e dall'educazione. La scuola è educazione, però appunto la scuola spesso ti assegna il voto in base alle solite materie, storia, matematica, eccetera, eccetera, no? Però non è detto che un ragazzo abbia solo un'intelligenza, chiamiamola scolastica, potrebbe avere benissimo un altro tipo di intelligenza, l'intelligenza sportiva. Il compito appunto della scuola sarebbe riuscire a trovare il settore, il campo in cui ognuno è maggiormente portato. E invece spesso si tende ad attribuire il voto in base a una performance scolastica. Io do spesso ripetizioni ai ragazzi, mi rendo conto che c'è chi ci arriva prima, chi ci arriva un po' dopo, chi ha un tipo di ragionamento che potrebbe essere adatto a qualche altra materia, ad esempio, no? E quindi lo stesso funziona per lo sport. Magari un ragazzo non ha mai provato tennis tavolo, sarebbe un fortissimo giocatore. Quindi, secondo me, a livello scolastico si potrebbero anche implementare dei corsi post scuola, secondo me anche finire alle 4:30, anche fino al liceo, potrebbe essere anche la normalità. Magari ci sono anche famiglie che non possono permettere di pagare il circolo sportivo e si potrebbe fare un corso post scuola
di scacchi, di tennis tavolo, di teatro. Io facevo teatro dopo, era bellissimo, mi ha insegnato anche tanto. Di tennis tavolo, di pallavolo. Tiro con l'arco. Anche sì, tutto. No, per chi non ha le capacità fisiche. E abbiamo avuto proprio ieri un ragazzo che appunto dopo un incidente, lui correva in bicicletta e grazie alla fisioterapia invece ha scoperto l'arco, pensa a te, e ha detto io non avrei mai immaginato, è diventato campione olimpionico di arco, pensa a te, ha detto cosa può capitare anche da un incidente, certo, che scopri un altro mondo. Allora salutiamo Valente Chieregatto di essere stato con noi e noi andiamo a vedere un servizio molto importante perché sono servizi che fanno capire cosa si può fare, dobbiamo parlare del bosco dello sport. Ecco, questo bosco questo progetto molto discusso, i fondi del PNRR non potranno essere impiegati per questo mega progetto. Andiamo a sentire e poi lo commentiamo con Simone De Vito. Noi abbiamo preso quell'area, 40 ettari, l'abbiamo fatta diventare 110 ettari, che è tanta roba, vuol dire tutta quell'area là, e la imboschiamo. Gli mettiamo sopra, piantumiamo 100.000 alberi. 100.000 alberi. Abbiamo tutte le carte in regola su quello che abbiamo fatto. Smettete di dire bugie ai cittadini. Niente discussione in Consiglio Comunale sul Bosco dello Sport. Il sindaco, dopo aver ribadito la volontà di procedere e la regolarità del progetto, ha lasciato la seduta rinviando il confronto. Atteggiamento non gradito dall'opposizione e dai cittadini che nel frattempo erano arrivati per assistere, ma non tutti sono stati fatti salire. Comportamento su cui il consigliere Montanariello chiederà chiarimenti. È un grave atteggiamento, su questo io chiederò di fare un'interrogazione parlamentare ai nostri organi romani e io personalmente proporrò la questione in regione, perché anche insieme a Zaia bisogna affermare quello che sta accadendo oggi, che ripeto è in piena controtendenza con quello che ha affermato il governo nazionale, Salvini in primis. Ma nonostante questo il messaggio è arrivato forte e chiaro tra fischi e la richiesta di dimissioni del sindaco. Non può ignorare noi, non può ignorare l'Europa, non può ignorare le frasi di Salvini, le frasi che arrivano da Roma, non può ignorare tutti, dovrà prima o poi rispondere a questi errori. Sono molto preoccupati della scelta che sta portando avanti questa amministrazione, perché questi soldi, questi investimenti, questi fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati, come hanno anche detto i cittadini, per altre tematiche, quali la residenza, il lavoro, lo sviluppo socio-economico, ma purtroppo l'amministrazione continua per la sua strada. Nonostante dopo l'Europa e il ministro Salvini, parere contrario sia stato espresso anche dal senatore di Forza Italia Gasparri, secondo cui questi fondi andrebbero utilizzati per opere più importanti come ospedali, asili o strade. Lo sport sta seguendo la sua strada, adesso vedremo cosa deciderà il governo perché le dichiarazioni per recuperarlo ci sono. Oggi diciamo che hanno così sfruttato un'occasione per cercare di fare un po' di confusione. Sono molto ottimista anche dalle dichiarazioni che ha fatto lo stesso Fitto ieri alla Camera e di altri esponenti politici, per cui secondo me sono tutte buone possibilità che si possa fare. Quindi non ci resta che attendere la risposta del governo, anche se il ministro Salvini non era molto favorevole. Ma sapranno fare sintesi tutti quanti su questa cosa qui. Allora, prima di collegarci, che è arrivato il nostro Johnny Moretto, che è collegato con noi, però vorrei sentire un parere di un addetto ai lavori, perché noi sentiamo i politici, le persone, molti politici, devo dire la verità, molti politici, ma gli addetti ai lavori che io invece ho avuto in trasmissione, indipendentemente dal Bosco dello Sport, dicono che mancano strutture, che abbiamo strutture inadeguate, obsolete, vecchie, che bisogna rinnovare, se vogliamo veramente portare questi giovani vicini allo sport. Cosa vuoi dire tu? Allora, io ho avuto la fortuna di vivere sia a Roma che a Treviso e confrontarmi con due realtà diverse. In realtà dipende sempre da che punto di vista uno lo vede. Ad esempio, io quando mi sono trasferito qui a Treviso le strutture erano migliori rispetto a quelle che avevo a Roma. Anche adesso noi facciamo un campionato di Serie B1, quindi ci giochiamo tra Trentino, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Lombardia, e devo dire tutte le palestre in cui sono stato erano ben attrezzate, c'erano tanti tavoli grandi, tanto spazio. Nel Lazio, ad esempio, un po' meno, si gioca spesso nelle palestre delle scuole, meno tavoli, il pavimento non è adatto. Quindi dal mio punto di vista c'è un po' questa disparità,
è normale che anche adesso non so per gli altri sport come sia, però ecco non mi sento nella condizione di lamentarmi. Abbiamo una bellissima struttura, ad esempio anche a Treviso. Ma secondo te varrebbe la pena di fare questo mega progetto Bosco dello Sport dove si include tantissimo? Vabbè, certo, io per lo sport sono sempre più che favorevole. E tutti gli atleti hanno detto così, anche i presidenti sia del CONI che del CIP molto favorevoli a questo progetto. Allora vedremo come andrà a finire. Allora ci colleghiamo con Johnny Moretto, vediamo un'altra volta la locandina perché l'avevo messa ma Johnny non era collegato, era nella sua farm. Ciao Johnny! Buongiorno. Buongiorno carissimo. Allora questo evento in Villa Margherita il 1° maggio, questo ragazzo che si è creato un qualcosa di nuovo, ha creato questa attività, questa azienda innovativa pensando anche ai problemi della siccità, ma soprattutto cosa farà il 1° maggio a Villa Margherita. Invitiamo tutti voi perché saremo in tanti, anche se piove noi abbiamo fatto il piano B perché è talmente grande e spaziosa la villa che possiamo fare di tutto e di più fortunatamente. Cosa vuoi dire? Ecco l'importanza di fare squadra soprattutto, e vi invitiamo a partecipare lunedì dalle 11, lunedì 1° maggio, festa del lavoro non stop. Prego Johnny. Bene, intanto grazie per l'invito. Lunedì presenterò il mio progetto, che è un progetto di acquaponica, ovvero un metodo di fare agricoltura dove si va a risparmiare moltissima acqua, pensate fino al 90%, e faremo, giustamente come hai detto, un'attività di squadra dove coinvolgeremo tutte le persone presenti e le inviteremo a coltivare dei micro ortaggi, che è un nuovo modo di fare agricoltura, un modo di fare agricoltura in modo più sostenibile, e si andrà a coltivare questi semi su dei substrati di recupero per dimostrare che si può fare produrre cibo con poco e con elementi di più qualità, diciamo, e risparmiando acqua. Quindi vi invito a venire perché così potrete capire bene di che cosa sto parlando e quindi niente, vi aspetto. Johnny, perché ti è venuta questa idea e da dove nasce? Perché chi non ti conosce non avrà mai sentito parlare magari di acquaponica, che poi ce ne sono diverse, non ce n'è solo una. Tu adoperi l'acquaponica con i pesci. Ecco, spiega da dove è nata questa idea. Sì, l'acquaponica in sostanza è una tecnica che prevede di coltivare le piante fuori suolo, quindi non abbiamo la terra, ma abbiamo delle vasche di pesce che fertilizzano l'acqua e concimano le piante. In questo modo c'è una concimazione organica naturale e non c'è spreco d'acqua perché è sempre all'interno di un sistema chiuso. Si utilizza solo il rabocco d'acqua e quindi si va a risparmiare fino al 90% d'acqua. Questa idea mi è venuta assieme a un collega da un viaggio che ho fatto in Australia, dove vedevo che tutte le persone di tutte le abitazioni recuperavano l'acqua piovana, e questo problema di fatto lo stiamo sentendo sempre di più in questi mesi e negli ultimi anni, quindi è sicuramente un modo per essere più sostenibili e per produrre più cibo anche in luoghi dove non sarebbe possibile farlo, perché anche aree non coltivabili possono essere allestite con questi sistemi. Allora, tu non hai idea di come ti sta guardando e ascoltando Simone De Vito, ecco, quasi incredulo perché non conosceva questo nuovo meccanismo, ecco, queste attività che veramente in un periodo così delicato sono molto importanti, specialmente si parla di siccità, di un risparmio del 90%. Allora, voi capite che questi ragazzi girano, escono dall'Italia, vanno in altri paesi, sperimentano, capiscono e portano nel loro paese. Ecco l'importanza di spostarsi, Simone. Come ha detto Johnny, sono stato in Australia, ho visto ma cos'è questa cosa, aspetta che mi informo, perché questi sono i nostri ragazzi, i nostri giovani che se ne vanno all'estero, qualcuno per fortuna ritorna come Johnny, qualcun altro li perdiamo perché è un altro modo di vivere, purtroppo, fortunati loro, sfortunati noi che non riusciamo
riusciamo a capire che forse il nostro paese deve cambiare registro, specialmente come tecnologia, siamo gli ultimi, non c'è niente da fare e abbiamo dei creativi numero uno. Cosa vuoi dire, Simone? Assolutamente viaggiare è importantissimo, ti completa come persona, per diventare una persona proprio a 360 gradi è importante conoscere, sapere, vedere altre realtà diverse dalla tua, e questa cosa qua mi ha sorpreso molto, cioè da un viaggio in Australia è riuscito a portare in Italia un'idea bellissima. Poi io sono molto attento ai temi della sostenibilità, adesso sto facendo una tesi che collega performance sostenibili con le performance finanziarie, e quindi mi ha sorpreso molto e l'ho sentito con davvero grande piacere. Bello, molto bello sentire allora queste andiamo storie. anche a vedere quello che ha creato Johnny Moretto, spero di riuscire a portarlo anche nel Parco dello Storga, lo presenteremo in regione il 10 giugno perché penso che siano progetti da portare avanti, di fare squadra. Allora andiamo a vedere il primo servizio e poi lo commentiamo. Io ero venuto qui a conoscere Johnny, che in realtà è un agricoltore, produce ortaggi in acquaponica. Non ho capito molto bene, acquaponica, io non ho mai sentito questa parola. L'acquaponica è la sintesi tra acquacoltura, cioè l'allevamento dei pesci, e l'idroponica, cioè la coltivazione di orticole senza suolo in acqua. Ma cosa c'entrano le carpe con l'insalata? Un'insalatina che spunta dall'acqua alla fine. Incredibile! No, incredibile è che sotto non c'è la terra, c'è l'acqua. No, guarda. No, che c'è questo? Queste sono le radici. Come la tua barba lunga, via. Sì, vabbè, lasciamo stare la mia barba. Ma solo l'acqua? Solo acqua. Questo si chiama floating system, coltiviamo in galleggiamento. Invece qui abbiamo un sistema di coltivazione verticale che ci permette di risparmiare spazio. Al posto di una pianta posso metterne fino a 24. Qui ho 70 colonne che mi permettono di ospitare 1680 piante. È un condominio. Quindi verticale. Un grattacielo. C'è un terzo modo di coltivare in acquaponica, che è questo, si chiama media bed. Queste sono delle vasche piene di argilla espansa e ghiaia, e queste hanno due funzioni: sostenere piante più pesanti come un pomodoro, ma fare una cosa importantissima, il biofiltro, ovvero qui ci sono dei piccoli microrganismi che vanno a convertire quello che è la deiezione del pesce in fertilizzante per le piante. Ricordatelo, deiezione del pesce. Come si dice cacca in giapponese? Cacca, sì. Ah, si dice cacca, vabbè, ho capito. Beh, interessantissimo. Colpo di scena. Cosa c'entrano le carpe in tutto questo? Le carpe servono per dare da mangiare alle piante. Infatti queste piante qui non vengono coltivate con la chimica, come l'idroponica normalmente, ma la deiezione del pesce, la cacca, serve come fertilizzante per le piante. Eh sì, i pesci mangiano le piante e arricchiscono l'acqua con le loro deiezioni. Poi l'acqua fertilizzata dai pesci viene usata per produrre e nutrire gli ortaggi in idroponica. E vorrei fare un'altra domanda: cosa servono le piante per il pesce? Per pulirgli l'acqua. No. No, dai. E non è finita. Con i resti delle verdure, Johnny addirittura alleva delle mosche che producono delle larve. E questi poi diventano dei bruchetti che diventano cibo per le carpe. Incredibile! Cioè, se questa non è economia circolare, io... Di più non esiste. Come se fosse, no, marito e moglie. Marito e moglie è necessario, deve avere tutti e due per creare una vita circolare perfetta. È giapponese, quindi c'ha questa pulizia etico-mentale. Vabbè, è proprio una meraviglia. Col suo sistema Johnny risparmia acqua, risparmia energia. Con soli 2,5 kg. Risparmia lavorazioni. Risparmio anche, se volete, un po' di salute, perché lavoro ad altezza. Certo, si dice anche dalle tue parti la terra è bassa e invece questa è alta. Ma è stato anche pensato questo sistema per un disabile, ad esempio. Non ci sono barriere architettoniche, quindi anche una carrozzina potrebbe comunque arrivare a... Perfetto.
Sai Johnny che ho fatto bene a far vedere questo servizio al nostro Simone De Vito, perché se sarà libero e se riuscirà verrà anche lui a Villa Margherita con il suo sport bellissimo, il tennis da tavolo. Pensa, vedendoti e sentendolo abbiamo talmente incuriosito che ha detto quasi quasi ci vengo anch'io, così vengo a vedere. Ecco, cosa ti sembra? Mi sembra una buona partenza. Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro in questo momento sono proprio sul mio sistema, volevo anche farvi vedere che magari contrariamente quando a qualcuno pensa noi quali animali li trattiamo bene, infatti non facciamo mai nessun dispetto alle nostre coie, qua sono davanti i miei pesci, loro sono abituati a venire in mano come vedete, li abituiamo a mangiare solo in mano con noi e quindi sì, è un sistema di rispetto. Ascolta Johnny, portami uno o due dei tuoi pesci anche a Villa Margherita lunedì, che li lasciamo là belli con le trote che abbiamo, magari uno solo, portalo che vediamo come funziona con l'acqua di Villa Margherita, cosa dici? Se riesco volentieri. Bravo, ecco, vediamo di fare, invitiamo anche i pesci a Villa Margherita, visto che sono così utili e ci insegnano che forse se li osserviamo di più loro possono dare molto. Ecco, rispetto per la natura. Johnny, poi lo chiediamo anche a Simone De Vito, questo rispetto che tu hai per l'ambiente, stai cercando di fare dei prodotti naturali che si possono mangiare anche con un sapore diverso perché non hanno chimica all'interno, prego. Sì, esattamente, è un sistema dove non si va a forzare il ciclo naturale, è un sistema dove si rispetta i tempi naturali della pianta e allo stesso tempo si rispetta l'animale, che in questo caso è il pesce. È un sistema che però ti permette di produrre in un certo senso anche di più e meglio, perché se tutte le condizioni sono ottimali, di fatto la pianta cresce al meglio. È un po' come un bambino, se gli viene dato tutte le vitamine che ha bisogno nei momenti giusti, alla fine cresce sano e forte, e questo è un po' il concetto che osserviamo qui noi. Ecco, mi fa piacere averti un'altra volta ospite, perché noi facciamo vedere anche un mondo giovane invece che è creativo, che si dà da fare, che cerca di migliorare l'ambiente, perché questi sono anche i nostri giovani che vanno all'estero, portano le cose utili da portare, ed è molto importante, perché sennò sta passando un messaggio devastante che il giovane non ha voglia di fare niente, che non vuole lavorare il sabato o domenica. Invece avete sentito anche Valente che Regato ha detto non mi risulta che gli stipendi all'estero sono gli stessi che qua in Italia. È un meccanismo un po' diverso, anche se l'economista Minello che abbiamo avuto ha detto gli stipendi sono uguali, il cameriere è pagato uguale, vanno là solo per imparare una lingua, non per i soldi. Tu come la vedi? Io Simone? studio economia, quindi un po' queste cose. So di certo che all'estero, ho letto uno studio statistico, gli stipendi sono più alti. È vero anche che magari anche il costo della vita è leggermente più alto, di conseguenza l'effetto si sente un po' meno. E prima parlavamo appunto del rispetto per l'ambiente, e questo si impara tanto anche viaggiando, come ha fatto Johnny. Il rispetto per l'ambiente è davvero importantissimo. Io me ne sono reso conto, vabbè, a parte perché se ne sente ormai parlare ovunque di sostenibilità. È importante, io me ne sono reso conto anche appunto nei piccoli gesti della vita quotidiana. Adesso cerco di metterci la massima attenzione, la raccolta differenziata, farla davvero fatto bene, perché spesso uno magari non sa, cioè se un certo cartone va da una parte, va dall'altra, ecco, e quindi è importante, sì. Johnny, un'altra cosa importante che vorrei anche poi commentare con Simone De Vito, questo atleta di tennis da tavolo, l'importanza che tu hai dato alle fragilità, perché questa semina e questa raccolta può essere fatta anche una persona diversamente agile con la carrozzina. Ecco, può arrivare, e questa è un'attenzione che tu hai avuto anche verso la fragilità, perché l'hai appena detto, sì. Siccome io li chiamo gli orti Obama, orti a base mano, no? Perché li ha inventati Obama, orti a base mano. Tu hai fatto proprio questo o sbaglio? Sì, esattamente, ho fatto un sistema dove non ci sono barriere architettoniche, quindi anche una carrozzina potrebbe entrare nel mio sistema. Ci sono queste corsie, come si vede, diciamo, sono proprio delle corsie dove una carrozzina potrebbe tranquillamente camminare,
e come hai detto te giustamente l'orto è a base mano, nel senso che l'altezza, come vedete, è esattamente un'altezza gestibile da una persona anche seduta e non serve zappare, quindi di fatto basta piantare una piantina ed è sufficiente quindi piantarla, metterla in acqua e poi raccoglierla. Come vediamo qui in questa vasca io ho questi pannelli flottanti dove di fatto ho le mie verdure, che in questo caso posso raccoglierne una, questa è una costa, come vedete lei viene su e il lavoro è finito, diciamo. I pesci si occupano invece di fertilizzare, finito. Sentiamo Simone De Vito vedendo queste immagini e sentendo il racconto che ci sta veramente illustrando come funziona questo lavoro. Sì. Beh, io quello che mi chiedo è, questa realtà è molto sviluppata? Chiediglielo. Sì, Johnny si chiama, vero? Sì. Johnny, questa idea che appunto hai avuto è una realtà molto sviluppata? Cioè, quanti altri posti del genere esistono? Allora, in Italia non esistono molti impianti come questo, ne esistono 2 o 3, diciamo, a livello produttivo. Esistono molte attività hobbistiche di questo tipo. Noi siamo stati i primi a livello italiano a creare un impianto indipendente, nel senso che andiamo anche a recuperare sia l'acqua piovana e a eliminare la necessità energetica perché abbiamo un fotovoltaico, e siamo andati a ottimizzare proprio il sistema. Adesso stiamo cercando di promuoverlo con le scuole, perché le scuole, grazie ai fondi del PNRR, in qualche modo hanno ricevuto delle opportunità per creare dei laboratori green, e quindi stiamo cercando di far conoscere questa pratica che di fatto, quando si dice acquaponica, spesso non si sa neanche che cosa sia. Certo è che a livello mondiale la si sta considerando sempre di più, perché di fatto l'acqua è un problema. Pensate che siamo riusciti a fare una bella collaborazione con una scuola calabrese. Siamo andati in Calabria, il nostro gruppo di lavoro, perché questo tutto nasce da un progetto con la Regione Veneto, e lì abbiamo costruito il primo impianto di acquaponica in una scuola calabrese a Cutro, visto che ne sentiamo tanto parlare ultimamente per altri motivi legati ai migranti, ma lì ne abbiamo realizzato uno in collaborazione con la scuola, quindi è una cosa in evoluzione, diciamo. Ma pensate voi dove sono andati, dove è andato Johnny Moretto col suo gruppo, un gruppo di lavoro molto importante su una delle zone dove bersagliata da quelle critiche, dai numeri, per cercare di far capire che forse c'è posto per tutti. Basta aver voglia di lavorare e introdurre e fare inclusività, o sbaglio? Simone, come racconti questa e come la vivi questa storia che ha raccontato anche questa immigrazione, questi ragazzi e ragazze che vediamo, questi bambini che arrivano non per volontà loro, ma per qualcuno ha deciso che veramente devono andarsene da questi paesi, molti in guerra, molti per la siccità, naturalmente stiamo parlando, molti perché non c'è cibo, ma sui social ormai i telefonini arrivano dappertutto e dicono: ma cosa ci faccio io qua? Cercano di cambiare, ma è questa l'accoglienza. Ecco, come la vedete voi sportivi anche questa altre immagini di questo nuovo mondo che sta arrivando? Allora, devo dire, noi abbiamo sempre più giocatori stranieri che giocano in Italia. Allora, da una parte è un'ottima cosa, io ovviamente sono pro all'accoglienza. D'altro canto il fatto che in Serie A ci siano più giocatori stranieri che italiani porta, diciamo, il livello italiano ad abbassarsi leggermente. Io l'ho detto l'altro giorno, la partita Juventus-Inter, erano tutti stranieri. Stranieri nel senso non per, ma... Sì. Quindi da un punto di vista sportivo è una cosa che a me non piace tanto. Preferirei che almeno in una squadra la maggior parte dei giocatori fosse italiana, appunto, siccome si sta giocando un campionato di Serie A in Italia. Però, d'altro canto, il fatto di un ragazzo che arriva in Italia, che inizia a giocare magari a tennis tavolo, diventa forte, è una storia bellissima. E questo è anche il bello dello sport. Ma spiegami anche, Simone, cosa vuol dire per te essere italiano? Cioè, perché loro sono, una parte di loro li abbiamo, sono italiani a tutti gli effetti, hanno la carta d'identità, hanno la cittadinanza. Cosa vuol dire quando tu dici
vorrei un italiano. Ecco, cosa intendi per italiano? Ma io per italiano anche semplicemente una persona che sa parlare l'italiano, arriva in Italia, vive per 4-5 anni e ha una prospettiva di vivere ancora in Italia, lo considero un italiano. Dipende tutto dalla prospettiva. Ovvio che se la prospettiva invece è quella di tra 2 anni mi faccio un po' di soldi qua, tra 2 anni torno da un'altra parte, allora viene meno il fatto di essere italiano. Però ad esempio io, sì, come abbiamo detto, l'esperienza all'estero è importantissima, però io devo dire in un futuro mi vedo a lavorare qui in Italia e per l'Italia soprattutto. Sentiamo anche Johnny Moretto, da giovane tu sei stato in Australia, uno dei tanti paesi, ecco, come hai visto l'italiano in Australia? Perché noi abbiamo molti immigrati, visto che parliamo di immigrazione, è uno dei paesi dove veramente si partiva una volta con la valigia di cartone e si andava in Australia, in Argentina, ecco, come hai visto l'italiano? Ecco, come ti sei sentito quando sei arrivato là? Ma guarda, sia in Australia sia in altri paesi che sono stato, contrariamente da come ci consideriamo a volte noi qui in Italia, l'italiano è considerato molto bene, è considerato davvero un creativo e nonostante magari a volte ci siano problemi anche magari di lingua, l'italiano sa sempre farsi capire in qualsiasi parte del mondo lui sia. Questa è la nostra capacità di essere creativi e di dimostrare che in qualsiasi situazione in qualche modo sappiamo cavarcela. E questo, e devo dire anche che quando si va fuori dall'Italia ci si rende conto di quanto è bella l'Italia, perché ha tutta una serie di servizi e possibilità che abbiamo, le diamo a volte per scontate, però solo andando fuori ci si rende conto di che cosa abbiamo qui. Quindi bisogna uscire per apprezzare. Mi viene in mente il grande Totò, i film di Totò, quando arrivava questo straniero, questo turista, e lui riusciva a vendere anche la fontana di Trevi. Che problemi ci sono? Cioè, voi pensate proprio alla creatività, alla genialità che abbiamo sempre avuto nel nostro paese, e però Johnny, non riusciamo a volare. Io ho sentito anche ieri che avevo questo economista e anche questo avvocato che sta cercando anche di portare il turismo, specialmente il nostro turismo veneto, a volare, ma una fatica enorme. Cioè, cos'è che ce lo impedisce secondo te, Johnny? Ma guarda, probabilmente anche noi da bravi creativi magari manchiamo a volte di una buona organizzazione, una buona metodologia. Vi porto un piccolo esempio legato all'agricoltura. Noi facciamo anche apicoltura e tra le varie specie che utilizziamo noi usiamo 2 specie di api, una ligustica e una carnica. No, spiega perché magari qualcuno a casa non sa cosa vuol dire. Spiega che tipo di api sono. Sono due specie di api che provengono, una viene dalla Slovenia e una è tipica friulana. Però la particolarità della ligustica è che è un'italiana, è creativa, produce molto di più, però magari non lo fa in un modo molto organizzato, a differenza magari della carnica che è molto più organizzata, però produce meno. La cooperazione tra le due però porta a fare delle produzioni molto interessanti e secondo me questo è un po' quello che manca a noi, fare squadra, fare rete in modo organizzato. Cosa vuol dire per te, Johnny Moretto, invece Villa Margherita inclusiva? Perché noi all'interno di Villa Margherita, di questo spazio meraviglioso che non finirò mai di ringraziare il sindaco Mario Conte che l'ha messo a disposizione, ecco, cerchiamo di fare proprio questo, squadra, indipendentemente che si parli di sport, che si parli di fumetto, che si parli di agricoltura. Ecco, cosa vuol dire per te Villa Margherita inclusiva? Per me è un'opportunità per dare dimostrazione che la squadra, l'1+1 non fa 2 ma può fare 3, nel senso che spesso incontrare varie associazioni e varie persone che fanno rete tra loro ci permette di fare molta più strada, quindi è un'opportunità per capire che è ora di fare rete. Io credo che l'esempio che anche a livello umano possono dare quelli che chiamiamo diversamente abili, ma delle abilità, la loro vera abilità secondo me è quella di fare rete
e di fare squadra e molto più di noi a volte. Quindi quelle occasioni sono occasioni dove ti possono dimostrare dove questo sistema di collaborare ti può portare più avanti, e ne abbiamo bisogno di lavorare con questi ragazzi, perché loro ti dimostrano che questo è vero. Guarda, ieri sono venuti, compreso che ringrazio l'Anfas di Mestre a Villa Margherita con la cooperativa Alternativa Ambiente, con il SEIS, sono venuti a pulire per far bello il parco di Villa Margherita per lunedì. Voi vedrete le immagini come hanno messo a nuovo tutto il parco. Guardate, sembrava una cartolina, e guai chi si avvicinava a dire vuoi una mano, guai. Poi abbiamo fatto la pausa, la famosa merenda tutti assieme, loro hanno portato i loro biscotti, noi abbiamo dato i nostri biscotti, c'è stato uno scambio bellissimo. Ecco, forse tutti assieme dobbiamo capire cosa ne pensi, Simone, di fare più squadra. Voi che fate squadra, che siete abituati, insegnateci a fare squadra, insegnatelo a quello che non vuole fare squadra per vari motivi. Io davvero, vedendo queste storie, no, mi chiedo in quale direzione realmente stiamo andando, perché da una parte, come avevamo parlato anche l'altra volta, le baby gang, e poi dall'altra parte ci sono questi lavori qua di cui uno davvero rimane a bocca aperta, anche a solo sentire parlare Johnny, davvero tanta ammirazione. E poi anche questa storia di Villa Margherita, no? Quindi cioè, il mio cervello si sta chiedendo come mai esista così tanta disparità, ma non a livello sociale, proprio a livello di idee, di come uno dica le cose. Lui anche ha parlato, no, di creatività, noi abbiamo tanta creatività, però come hai detto te che non riesce a esprimersi, a volare, no? Bisogna appunto... Bisogna far squadra, sì, bisogna far squadra. Rete e squadra. Allora andiamo a vedere anche, abbiamo visto le immagini di Johnny, ma andiamo a vedere anche le immagini di Simone De Vito, che naturalmente commenterà. Andiamo a vedere e così poi lui commenta. Ecco qua, qui dove siamo allora? Qui siamo in palestra da noi, è un campionato di Serie B1 e stiamo giocando contro Udine. Chi ha vinto? E questa l'abbiamo vinta noi 5-4, sì sì. Questo invece è allenamento, sto facendo un top spin di dritto. Sì, la pallina quasi neanche si vede veramente. Neanche si vede la pallina, sì. È talmente Poi, veloce. Sì. Lui è il mio compagno di squadra, Massimiliano. Ti salutiamo. Sì. Ascolta, una cosa che mi viene, che si parlava anche prima con Valente Chieregatto, mi viene in mente di chiederti, ma quando parte la pallina tu devi già essere dall'altra parte che arriva, cioè la tua mente è già proiettata proprio nel lungo termine, non nel medio termine, tu devi già vedere la pallina che arriva nel momento che la... Sì, assolutamente, essendo proprio uno sport di attimi, di istanti, frazioni di secondo, è importantissimo sapere prevedere in qualche modo ciò che può succedere. Ci sono diversi tipi di servizio e in base al tipo di servizio che fai devi riuscire a immaginare dove la palla può andare. Poi ovviamente è uno sport di riflessi, quindi se non succede quello che avevi immaginato tu devi essere pronto per reagire. Però pensare a quello che può succedere e anche semplicemente pensare a uno stato di velocità, no? Mentalmente uno deve essere concentrato e deve sentire il corpo più leggero possibile e più veloce possibile. Questo sicuramente aiuta. Un'altra cosa importante è che magari questo sport, uno che non lo conosce, non lo sa, non lo vede come uno sport impegnativo. Sì. Ecco, questo è il messaggio che volevo dare invece questa mattina, invece l'importanza della concentrazione, di saper usare la mente, il cervello nel momento, non è una cosa semplice e facile, cioè, la concentrazione è al massimo e richiede un impegno enorme, prego. Sì, c'è chi dice il tennis tavola è come giocare a scacchi correndo i 100 metri, perché appunto c'è questa componente mentale importantissima, componente mentale che non solo nel gioco e nella tattica, ma proprio componente mentale perché perdere 1, 2, 3 punti di fila nel tennis tavola è davvero un secondo e se mentalmente non sei forte ad affrontare questo fatto, inevitabilmente in pochi istanti hai perso praticamente la partita. Quindi proprio a livello mentale è importante sia saper vedere il gioco, saperlo capire, ma anche mentalmente sapere affrontare la partita è davvero stressante.
E appunto poi c'è l'altro aspetto tecnico, dinamico, che è importantissimo. Io anche quando faccio allenamento spesso mi capita di avere il fiatone, come tutti gli altri sport di velocità e dinamici, assolutamente. Allora, l'impegno, soprattutto lo chiedo anche a Johnny Moretto, ecco, una sfida che tu hai fatto anche con te stesso, ecco, l'impegno, ecco, saper vedere oltre, ecco, oltre la verdura, oltre l'acqua, oltre il pesce, ma assieme cosa posso veramente creare, eppure quanta fatica per far capire che si può, l'obiettivo si centra, ecco, tu hai messo assieme il fotovoltaico con l'acqua, con i pesci, con l'agricoltura, ecco, però si fa fatica, devi essere supportato, o sbaglio? Sì, chiaramente tutte queste belle cose chiaramente costano e alla fine del mese bisogna comunque farsi i conti. Io non ho avuto la fortuna di partire da una famiglia che aveva già un'azienda, sono partito comunque da zero e sono riuscito in qualche modo a avere una parte di aiuto dalla Regione Veneto attraverso il programma di sviluppo rurale, e sono queste opportunità che ci sono comunque sia nel mondo dell'agricoltura ma anche in altri settori, dove se uno ha un'idea ma la sa anche poi spiegare e la sa strutturare, può scrivere un progetto e per una parte, diciamo, può essere supportato. E poi c'è stata tanta volontà e credo poi nella famiglia che ha creduto un po' nel progetto e nelle persone che ci hanno supportato, perché in qualche modo poi quando una persona crede fermamente in un progetto attira, no? E per fare squadra, quindi è quello l'importante, avere un credo, avere un qualcosa che davvero trascini, perché quello è un po' l'effetto che poi abbiamo. E questo progetto mi sono proprio reso conto che in qualche modo attirava le persone attorno a me, e quindi nonostante non avessimo niente come base di partenza, un po' con la regione, un po' noi ci siamo rimboccati le maniche, in qualche modo siamo arrivati fino a qua, ed è ancora un cammino comunque da percorrere, perché non siamo certamente arrivati. Allora, però io penso una cosa, vorrei anche sapere cosa ne pensa Simone De Vito, che per me Johnny Moretto ha saputo cogliere l'attimo, quell'attimo che intuisci, che ti può portare lontano, ma non è sempre facile cogliere l'attimo. Perché un conto è avere la visione, perché in realtà magari ce ne sono anche tanti ragazzi che hanno la visione, però la parte più difficile è eseguirla, è l'esecuzione. Lui davvero tanto rispetto e tanta ammirazione per quello che è riuscito a fare, perché appunto uno può avere l'idea geniale, ma un conto è pensarla, un conto è farla. Partire da zero, come ha detto da lui, perché io sono partito che non avevo niente, non avevo l'azienda, non avevo niente, però a mio avviso quello che avete voi giovani è quello di saper cogliere l'attimo. Eccolo là, tu l'hai colto nello sport, questo attimo che ti è passato, Johnny è riuscito a capirlo e cogliere l'attimo nel momento che è andato in Australia, che ha visto questo, è un attimo, questo sguardo che poi si proietta nel futuro, o sbaglio? E poi ci saluti, Johnny, perché abbiamo finito, l'ora è volata. Sì, esattamente, come ha detto il collega, spesso abbiamo idee, però poi bisogna saperle tradurre. Bisogna chiaramente porre l'idea giusta al momento giusto e presentarla nel modo giusto. Queste sono le tre componenti che devono essere assieme. Bisogna far capire, per ricevere anche degli aiuti, che la tua idea è proprio calata nel momento in cui serve, e purtroppo bisogna poi saperla anche spiegare correttamente, perché a volte quello è il problema. Uno ha una bella idea in testa, ma finché resta nella sua testa non riesce a trasmetterla nel modo corretto e a far capire quanto è importante, purtroppo rimane solo una bella idea, ed è qui la difficoltà, ma allo stesso tempo è anche la sfida, diciamo. Allora rimettiamo la locandina e sentiamo i saluti di Johnny Moretto, dove vi inviterà naturalmente tutti. Allora vediamo la locandina e i saluti di Johnny Moretto, eccola qua, vai Johnny. Bene, allora io vi saluto, vi aspetto lunedì a Villa Manfrin e faremo tante belle attività, che non saremo solo in esposizione, quindi faremo un po' di attività pratiche aperte a tutti,
Quindi io vi aspetto e ci vediamo lunedì. Grazie mille allora. Ciao a Johnny Moretto, Ciao, veramente grazie. grazie, titolare Moretto Pharma, azienda ecocompatibile, grazie Johnny, a lunedì. E sentiamo anche come ci saluta Simone De Vito, che l'abbiamo incuriosito, intrigato Molto, questa mattina. È bella questa cosa della vita che ti dà dei segnali, ti dà delle opportunità, ma solo chi riesce davvero a coglierle è chi fa poi la differenza. E mi è piaciuta davvero moltissimo questa storia, molto. E come ci saluti, come vuoi, ad esempio ai giovani, ecco, che non vogliono fare sport, ai genitori, ai nonni che ti stanno ascoltando, cosa vuoi dire? Che lo sport è fondamentale da un punto di vista della salute, da un punto di vista mentale, come abbiamo detto, e da un punto di vista etico ti insegna tantissimo, e consiglio a tutti di venirci a trovare nella palestra di Treviso di tennis tavolo. Grazie, grazie anche a Simone De Vito, atleta polisportiva Treviso tennis tavolo, grazie, pubblicità. Saranno 36 impegnati nelle zone più attive della vita notturna, le piazze del centro storico e il quartiere universitario del Portello. A maggio a Padova tornano gli street tutor, i controllori della Movida. Dopo l'esperienza della scorsa primavera e estate, l'amministrazione ha deciso di riproporre il progetto che cerca di frenare i comportamenti più molesti della Movida. È un progetto che abbiamo sperimentato l'anno scorso, che ha dato dei buoni frutti sicuramente, tra l'altro un'esperienza che è stata copiata anche da altre città, di questo ne siamo felici perché vuol dire che è un progetto che funziona. E evidentemente ne siamo consapevoli tutti che non c'è una soluzione unica ai problemi della Movida. Ci sono tante iniziative che possono essere messe in campo, una di queste sono sicuramente gli street tutor. L'appalto del servizio durerà 2 mesi, 12 street tutor saranno operativi al Portello, 12 il venerdì sera, 12 il sabato nelle piazze del centro fino alle 2 di notte e saranno sempre collegati con la centrale operativa della polizia locale. I residenti delle piazze, attraverso la consulta 1 di quartiere, avevano chiesto di poter posizionare dei fonometri per la rilevazione acustica, ma al momento questa ipotesi non è realizzabile. Ci sono i tecnici che stanno valutando la fattibilità di questa richiesta che proviene dalla consulta 1, stanno facendo le valutazioni, si vedrà. È chiaro che prima di tutto bisogna capire la legittimità di questi fonometri, visto che le rilevazioni dell'impatto acustico sono di competenza esclusiva dell'ARPAV, quindi il rischio è che si facciano dei rilievi che non possono essere utilizzati. Le rilevazioni acustiche sono di competenza dell'ARPAV, l'eterna polemica sul rumore che vede lo scontro tra residenti e fruttori di bar e ristoranti dunque non potrà contare al momento sui fonometri. Con gli street tutor invece l'amministrazione ha deciso di investire sulla prevenzione, controllando le piazze e il Portello e segnalando episodi di movida molesta. Perché questo servizio? Perché abbiamo in presenza Franco Pavia, investigatore privato. Buongiorno, buongiorno Pavia. La mia domanda è subito questa, ma a questo punto i genitori forse dovranno rivolgersi all'investigatore privato, si sono già rivolti per capire chi sono e cosa fanno i loro figli e dove vanno? Prego. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Effettivamente rientra nei nostri compiti il controllo dei minori quando siamo incaricati dalle famiglie, chiaramente, per il controllo dell'abuso di sostanze stupefacenti, di sostanze alcoliche e appunto ritengono di valutare, di vedere dove vanno i figli durante le loro uscite, insomma. Quindi abbiamo fatto numerosi interventi di questo genere già in passato e sicuramente continueremo a farli, insomma, per verificare appunto le località che i figli frequentano e se dicono la verità ai genitori, insomma. Ecco, la mia domanda è anche questa. Ma quando voi cercate e riuscite a capire che questo ragazzo forse non è il ragazzo che pensano di avere come figlio questi genitori, perché sono bravissimi a mettersi questa maschera, molto bravi, educati a casa, come sono usciti, c'è tutto un altro ragazzo, io chiamo Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Pavia, molti ragazzi, non tutti perché io li difendo sempre, e comunque, ma
questo genitore che delle volte difende l'indifendibile, che cerca sempre di passare il cerino alla scuola, alla società, al lavoro, allo stress, ecco, cosa ci racconta Pavia? Beh, ritengo che la colpa di questi comportamenti di alcuni ragazzi, per fortuna non di tutti, sia da imputare soprattutto ai genitori, perché come ha detto lei giustamente, difendono all'oltranza il comportamento del figlio senza valutare effettivamente, senza conoscere cosa fa all'esterno il figlio, all'esterno dell'ambiente familiare. Per cui è opportuno appunto rivolgersi eventualmente, avessero dei sospetti, a degli investigatori che verificano ciò e poi effettivamente informano il genitore su cosa accade. Ecco, quando informate questo genitore, voi che riuscite a vedere oltre questo sguardo magari all'inizio quasi incredulo, ma non è mio figlio, non può essere, ecco, cos'è che ci raccontate? Noi siamo anche curiosi di sapere, perché abbiamo sentito le forze dell'ordine e veramente hanno delle risposte incredibili, non è mio figlio, è impossibile, è stata una bravata, ma no, cioè cosa ci racconta? Sì, la reazione è quella solita, non ci credono ovviamente a quello che gli diciamo, però noi siamo in grado di fornire video, foto dell'attività che documentiamo, come tutte le altre attività che facciamo, vengono documentate, vengono comprovate da fotografie, da video, e quindi di fronte all'evidenza si devono arrendere, insomma, si devono arrendere all'evidenza. Ma secondo lei sono genitori che fingono di essere increduli, oppure è talmente gravoso l'impegno di genitore che comporta attenzione, comporta ascolto, comporta guardare tuo figlio negli occhi o la tua figlia e capire cosa c'è, il malessere, perché si accorgono del malessere. Io ho avuto una mamma quando è troppo tardi, dovevo accorgermi prima, ma vedevo, ma volevo fingere di non vedere, questa è la realtà, perché si nota, si vede, o sbaglio Pavia? No, assolutamente, lei ha perfettamente ragione. Purtroppo l'educazione che forniamo ai nostri figli è un po' meno rigida rispetto a una volta, e invece forse secondo me ci vorrebbe un po' più di rigidità nei confronti del figlio. Però ormai i tempi sono questi e i genitori non si vogliono assumere neanche l'onere dell'educazione dei figli, lo delegano alle scuole, lo delegano alle varie associazioni, però chiaramente in primis devono sempre essere loro ad occuparsi dell'educazione del figlio, cosa che evidentemente non fanno per motivi di lavoro, perché le famiglie sono numerose o perché per altri motivi, e perché comunque è una responsabilità non indifferente. Insomma, l'educazione dei figli comporta appunto un impegno che è notevole. Perché si diventa investigatore privato? Ecco, lei è sempre stato il suo lavoro, oppure all'improvviso anche lei ha deciso cambio lavoro, cambio vita perché voglio imparare qualcos'altro e fare qualcos'altro? Prego. Ci si diventa per passione. Noi ci siamo diventati dopo 40 anni di esperienza nell'Arma dei Carabinieri, con ruoli di comando, sempre nei reparti investigativi, e chiaramente alla quiescenza, al pensionamento, diciamo, e non sentendoci ancora vecchi, abbiamo deciso di intraprendere questa strada. Ecco. In quanti siete? Noi attualmente siamo 3 soci nella società, sì, però ci avvaliamo anche di altri collaboratori. Ecco, è un lavoro che in un futuro si amplierà ancora di più. Ecco, come vede il futuro dell'investigatore privato? Visto che tutti sono in crisi, l'investigatore privato è in crisi? No, direi di no, perché la gente ha sempre bisogno di tutto, sia le famiglie, sia i privati, sia le aziende, sia le compagnie assicurative, quindi c'è spazio per tutti. Chiaramente non è un lavoro adattissimo ai giovani, perché bisogna avere una certa preparazione che si forma con dei corsi di laurea, con dei corsi presso e con attività lavorativa presso varie... È un lavoro che richiede esperienza, praticamente. Richiede soprattutto esperienza, sì. Allora salutiamo anche Ahmed Hamadi, ecco, questo imprenditore che è tornato a salutarci. Ciao Ahmed, come stai? Intanto anche tua sorella come va? Tutto bene? Buongiorno cara, buongiorno agli spettatori e grazie che ci hai cercato di nuovo. Mia sorella sta bene, l'ha fatto entrare in società, è ora uno dei soci, diciamo attiva 24 ore.
Ascolta Ahmed, si parlava di Movida, ecco, voi siete una delle località più belle al mondo, se non l'unica al mondo, che è Venezia. Ecco, anche voi con questa Movida, cosa ci puoi dire? Come si comportano i giovani, i ragazzi? Io sono venuta nel tuo locale e devo dire frequentatissimo, soprattutto da giovani, però io ho trovato una serenità incredibile. Ecco, sei tu che ti sai tenere la barra dritta, ecco, c'è un altro mondo di giovani invece che non fa di sicuro la Movida, ma cerca di capire usi e costumi diversi, ecco, che è intrigato. Cosa ci racconti, Ahmed? Io direi che Venezia, con tanti aspetti particolari che ha, e essendo veramente l'unica al mondo, ha portato anche delle persone speciali in questa città. Questo significa che anche se siamo giovani o se ci sono giovani, sanno che si trovano in una città molto concentrata, con limiti di spazi, e io non vedo come una città che in fondo cammini sempre, quindi incontri sempre gente, vedi sempre le strade piene, pure anche la sera può essere così, però non vedo tanto fastidio, nonostante tipo io sto vivendo in Campo Santa Margherita, dove la parte più, diciamo, caotica della città, ma sto vivendo serenamente, sinceramente. E nello stesso momento poi dovrei anche dire che io personalmente non sono contro la Movida, perché comunque è una necessità che abbiamo bisogno, ma nello stesso momento mi rendo conto che una città come Venezia ha dei limiti come spazio, ma nello stesso momento chiedo anche magari dall'autorità di aiutarci, di aiutare i giovani, di creare dei posti che continuano, che possano magari avere anche la Movida. Tante volte nella Movida nascono anche degli incontri, nascono una vita nuova, nascono delle idee nuove, perché sono i momenti di condivisione. Sentiamo come commenta Franco Pavia queste parole di Ahmed. I giovani ci vogliono, non è sempre detto che la Movida sia negativa, c'è una Movida anche positiva, prego. Ci mancherebbe solo questo, i punti di aggregazione per i giovani ci vogliono. Venezia è una città particolare, sicuramente già il fatto che non sia percorsa da autovetture non crea grossi problemi la Movida, perché la Movida il problema è l'abuso di alcol, l'abuso di stupefacenti e il rumore assordante che stordisce i giovani, che a seguito di quello poi incappano in incidenti stradali gravi e in guide pericolose. In Venezia questo pericolo non c'è. Direi che comunque i punti di aggregazione ci vogliono sicuramente, l'importante è non abusarne. Ecco, l'importante è non abusarne, però Ahmed, quello che mi preoccupa, e vorrei sentirlo da te, ti ho invitato per questo, non solo i giovani, ma sono i numeri che abbiamo sentito anche questa mattina, danno dei numeri che non sono corretti, nel senso, prima abbiamo parlato all'inizio con la dottoressa Mia Canestrini in merito degli orsi, pensate in tutto ne abbiamo 120, ecco, sono pochissimi rispetto alla possibilità che ci sarebbe di questa specie che si riprodurrà, però i numeri sono completamente diversi che sentiamo, abbiamo paura dei lupi, abbiamo paura degli orsi, poi sentiamo questi esperti che non è proprio così. Abbiamo paura dei giovani, ecco, sta passando questo messaggio negativo, soprattutto del diverso. Ecco, tu sei arrivato con un barcone, l'hai detto anche tu, sono arrivato qui, tu ti sei integrato, tu hai portato anche tua sorella, è arrivata e stai cercando di fare del bene, hai creato lavoro, ti sei veramente sei riuscito a creare questa imprenditoria da niente, da solo, ti sei rimboccato le maniche e fai vedere anche un'altra realtà. Non sono tutti delinquenti come qualcuno ci fa vedere, spacciatori di droga e di morte. Cosa vuoi dire, Ahmed? Io voglio dire che il futuro è dei giovani e allontanarci dai giovani è un peccato, è un danno a qualsiasi società.
che sia da giovani in generale, che sia dalla mia parte, che sia magari rosso, giallo, blu o bianco, non cambia niente. Il futuro è dei giovani e bisogna collegarci. Ovvio che bisogna anche creare contemporaneamente una cultura, parlando tipo della droga, parlando dei numeri, parlando di alcol, e l'abuso di queste cose. È ovvio che oltre, diciamo, a monitorarlo, a controllarlo, bisogna anche affiancarlo con gli aspetti culturali, con gli aspetti di accoglienza per questi disagi, invece di bloccarli o crearli ancora un tabù, perché se poi diventa un tabù, che lo è già, diventa ancora più pericoloso. Pavia, come commenta queste parole di Ahmed? Giustamente Ahmed dice bene, il futuro è dei giovani, non tutti i giovani sono malsani, anzi ci mancherebbe altro, i giovani sono il nostro futuro e quindi giustamente devono, secondo me, un po' integrarsi un po' di più nel tessuto sociale, anche lavorativo, perché bisogna un po' accontentarsi, bisogna andare a lavorare, bisogna non sempre far festa de movida, ma cercare un po' di limitare questo anche con una sana attività lavorativa. Lei parlava prima delle forze dell'ordine, si parlava carabinieri, io li citerei tutti perché arrivano tutti, nel senso che nella Movida coinvolge tutte le forze dell'ordine, anche perché sono poche, poveretti, non so come riescono a fare, a controllare tutto e di più, però l'importanza di avere una sicurezza che il cittadino non sente, il cittadino ha paura perché non sente questa sicurezza e soprattutto le forze dell'ordine sono con le spalle al muro, nel senso che abbiamo sentito tanta fatica per arrestare, dopo un'ora e mezza se lo ritrovano davanti perché al momento non è possibile metterlo agli arresti domiciliari. Ecco, io penso che questi siano messaggi devastanti, perché il cittadino a casa dice ma come quello ha rubato, ha danneggiato e dopo mezz'ora è già fuori. Ecco, lei cosa vuole dire? Purtroppo le leggi italiane sono queste, ci sono delle normative ben precise e quindi le forze di polizia si adeguano a queste. Ci vorrebbe una presenza, è scaduta un po' la presenza sul territorio dovuta comunque a una mancanza proprio di personale, perché manca personale dappertutto, manca personale nei carabinieri, nella questura, in prefettura, quindi succede che manca la presenza sul territorio e la gente non si accorge dei carabinieri o delle forze dell'ordine perché non ci sono, chiaramente. Per quanto riguarda quello che può essere l'attività repressiva, l'arresto, la denuncia, quello che è importante, però bisogna attenersi a quella che è la normativa. Purtroppo la normativa si attengono anche i magistrati quando decidono su una scarcerazione o decidono su un rilascio. Ma quando questi ragazzi... Certo è un po' frustrante, però queste sono le norme, non le cambiamo a livello parlamentare. No, ma questi ragazzi, perché ricordatevi che sono pochissimi rispetto a quelli che non fanno niente, oppure magari si mettono attorno, però anche loro sono un po' colpevoli perché dovrebbero essere loro a fermare questa violenza. Ma la mia domanda è anche questa e vorrei anche sentire anche cosa ne pensa Ahmed. Ma tu che vieni invece da un paese dove qualcuno, se si permette di fare un piccola cosa rispetto a quello che fanno questi ragazzi, deridere le forze dell'ordine, ecco, sfidarli, ecco, imbrattare, sporcare, fare di tutto e di più. Tu come vedi? Tu che hai vissuto le due realtà, che sei stato giovane in Afghanistan e sei ancora giovane qui in Italia, ecco, come vedi? Beh, diciamo, io vedo che innanzitutto il bene e il male esiste ovunque in mondo. Poi dopo questo, diciamo, ho un grande rispetto per le forze di ordine, che sia in Afghanistan o a Venezia o a Roma o a Washington, non cambia niente.
loro devono essere rispettati perché sono lì ovunque siano, sono al servizio per noi cittadini e quindi credo che un po' di sensibilizzazione e amicizia fra la polizia e il popolo non sarebbe male. Io questa cosa lo noto di più in Italia che in Afghanistan. Diciamo, c'è un grande terrore dalla polizia in mio paese che non crea, diciamo, un aspetto molto positivo. Però in Italia io credo, nonostante tutto, delle difficoltà, mancanza del personale, eccetera, io sento che c'è un buon feeling tra il popolo e la polizia. Grazie per queste parole, Ahmed, veramente. Sentiamo anche cosa dice la sorella di Ahmed, Zaira. Andiamo a sentire l'intervista. Occhi scuri, profondi, sguardo intenso e rivolto altrove a quasi 5.000 chilometri di distanza da lei, alla sua terra, l'Afghanistan. Zahra Ahmadi, 32 anni, scampata dai talebani da Kabul, riparte da qui. Il suo oggi è da Venezia. L'Afghanistan non deve essere dimenticato, questo è il compito che in qualità di donna attivista e imprenditrice porterà avanti anche da qui. È Ahmed, il fratello chef di Venezia, a tradurre il suo emozionato ed emozionante messaggio. È quello che sto facendo. E mantenere la voce di migliaia di persone, delle ragazze che stanno protestando in paese, o piuttosto milioni e milioni di donne che sono chiuse dentro casa come prigioniere, e quindi è il mio dovere di mantenere questa voce, essere una portavoce loro. Tra lo stop di 20 anni di missione militare internazionale in Afghanistan, con la caduta di 53 dei nostri soldati italiani, e i 20 anni dall'attentato alle Twin Towers, al centro il sangue che continua a scorrere per mano dei terroristi, dice. Mi dispiace per loro e sono d'accordo che dopo 20 anni ancora non siamo riusciti a risolvere il problema del terrorismo, anzi forse adesso è ancora più vasta. Zahra, carattere forte, tenace, paladina di una luce di speranza per il futuro di tante vite ancora sospese. Finché siamo sotto i riflettori si parla, si dice, si promette, però appena i riflettori si spengono poi si dimentica, e anche perché poi le società vanno in una velocità con varie fonti e quindi sì, l'Afghanistan rischia di essere dimenticato. Allora, Ahmed, la mia domanda è anche questa. Cosa vuol dire per te accoglienza? Ecco, come si deve accogliere? Che numeri abbiamo? Perché qualcuno dà dei numeri, altri ne danno altri. Ecco, tu dal tuo osservatorio cosa stai vedendo? Affiancamento di convivenza. A livello tecnico, diciamo, per quello che riguarda uno come me e le persone come me, è un percorso molto utile perché ti affianca per arrivare ad una convivenza serena. Ovviamente trovarsi in un luogo nuovo, un paese nuovo, con una lingua nuova, un pochino di appoggio c'è bisogno, perché poi dopo se riesci ad avere quella opportunità, tanto spesso trovi più facilmente la tua strada e diventi una persona indipendente. E una persona indipendente sicuramente è utile per se stesso, è utile per la sua famiglia, è utile per la sua città, è utile per la società. E questa è l'importanza di accoglienza, perché ti affianca per arrivare ad avere una convivenza serena. Arrivare a una convivenza serena, Pavia, come si fa? Perché non è sempre facile, ecco, ci sono tanti personaggi, c'è quello che capisce, quello che non capisce, non vuol capire, abbiamo delle leggi a persona, purtroppo non per il paese, purtroppo dico io. Lei cosa vuole dire, Pavia?
È un tema difficile di cui non vorrei inoltrarmi, però posso, anche io da quello che seguo nei giornali e nelle TV capisco che mi pare di capire che in questo periodo storico l'Italia è stata un po' lasciata sola nell'affrontare l'emergenza migranti e non è facile far convivere due società così diverse come i paesi arabi o con noi cattolici, ma non per questioni di religione, per questioni di differenze culturali proprio. Sola ma anche ben pagata dall'Europa, perché sì soli però hanno anche dato, mi sembra, e non riusciamo a capire questi soldi dove sono andati a finire, perché è facile parlare di non ci sono perché siamo soli, però ti pagano anche per rimanere solo e con i soldi vorremmo anche capire che fine fanno, visto che l'accoglienza è quella che è, o sbaglio? Cosa vuoi dire, Ahmed? Tu che l'hai provato sulla tua pelle. Prima si parlava di Cutro con i miei ospiti, dove c'è la possibilità di fare questa agricoltura con l'acquaponica per far capire che forse c'è un altro mondo e qualcuno deve cambiare registro. Prego. Beh, io penso che innanzitutto non siamo soli, perché anche gli altri stati dell'Europa, ognuno nel suo modo lo fa e soprattutto da specificare che se lo fanno, soprattutto i paesi del nord lo fanno per bene, loro ci credono all'accoglienza e ti affiancano. Questa è la differenza. Mentre comunque è vero che l'Italia è il paese di ingresso, per esempio, per un continente intero che si chiama Africa, ma nello stesso momento non è il paese di destinazione, è un paese di transito, la gente viene e va. È vero, tanti poi magari entrano anche in sistema di accoglienza, però magari alcuni poi vanno via. Tutto per dire che, uno, non siamo soli, due, anche se rimaniamo soli, come dici tu, spesso veniamo affiancati a livello economico, e terzo, secondo me abbiamo un sacco di altri problemi che dobbiamo affrontare. Allora, un altro problema che voglio affrontare con te questa mattina è il lavoro. Non si trovano camerieri, non si trovano cuochi, non si trova più niente da nessuna parte. Ieri avevo un economista, Minello, che diceva i ragazzi vanno all'estero non per i soldi, perché lo stipendio è uguale, un cameriere prende gli stessi soldi, vanno per imparare le lingue. Prima avevo un imprenditore che dice no, non è proprio così, per quello che mi risulta. Ecco, dal tuo osservatorio invece cosa ti risulta? E anche tu hai questa difficoltà, com'è la situazione? Perché Venezia è sempre piena stagione, ma in particolare adesso. Prego. Diciamo, anche su quel lato forse sono un pochino più fortunato rispetto agli altri, perché io con il mio progetto e con i miei lavori punto, diciamo, il punto di partenza con le prime esperienze, quindi accolgo al lavoro le persone che non hanno mai avuto un'esperienza e che magari a volte anche hanno delle difficoltà linguistiche, e questa è la filosofia del mio lavoro. E sinceramente ho meno problemi per trovare personale, ma è vero quello che dici tu, perché tanti miei colleghi e ogni tanto anch'io rispetto agli anni precedenti mi trovo in difficoltà, perché non so se diciamo è stata la pandemia a pigrirci un pochino, o non so, reddito di cittadinanza, o piuttosto non c'è, sì, alcuni dicono che non c'è lavoro, però non è vero. Non è vero, ma soprattutto io penso che tu hai detto una cosa importante. Io non guardo se sa lavorare, io guardo se ha voglia di lavorare, se vuole imparare. È questo che tu stai cercando di dire, che vuole integrarsi. Io do la possibilità anche di integrarsi con un lavoro, lo impara, non lo pretendo che lo sappia subito. Perché io dico sempre, qua vorrei sentire anche cosa ne pensa Pavia, quando vedo questi cartelli, cercasi apprendista, poi entri e chiedono ma quante lingue sai?
Come quante lingue so? Specialmente nelle zone turistiche tu devi sapere le lingue. Allora per sapere le lingue vuol dire che hai studiato, che hai fatto un percorso e questo ragazzo vuole essere anche rispettato, vuole dare dignità alla sua persona, al percorso di studio che ha fatto, non essere sfruttato, perché qui in molti si parla anche di sfruttamento, ma non è giusto perché deve imparare, deve sacrificarsi, sì, ma non alle spalle dei ragazzi. Certo. Ecco, perché pensiamo che ci sono ancora degli operai che mangiano il panino sotto 30 gradi di calore perché non c'è ancora la mensa o qualcuno non pensa, invece di fare una convenzione di mandarli poveretti magari in una trattoria a mangiare, li fanno mangiare su qualche gradino di pietra perché funziona ancora così, nessuno ha il coraggio di dirlo ma lo dico io, e poi si parla di grande imprenditoria. Prego. Sì, no, quello che dice lei è esattamente così, perché li ho visti anch'io mangiare il panino fuori dalle fabbriche non molto tempo fa, insomma, quindi bisogna mettere a disposizione dei giovani le strutture necessarie affinché imparino, affinché possano lavorare con passione, affinché si impegnino nell'attività che fanno e chiaramente fornendosi un reddito che gli permetta di vivere, questo è pacifico, insomma. Cos'è che vede lei in Pavia, ecco, vedendo, girando, avendo anche un'esperienza alle spalle rispetto a una volta a di adesso? Una volta si aveva signor Paron e si abbassava la testa, il ragazzo d'oggi non lo fa più. Specialmente qui in Veneto. Specialmente qua in Veneto. Specialmente qua in Veneto. Sì, il ragazzo d'oggi pretende quelli che sono poi alla fine delle cose normali che gli dovrebbero essere concesse tranquillamente, e che non c'è più voglia di insegnare il mestiere, non c'è più voglia di far apprendere, si cerca un attimino sia dalla parte del datore di lavoro a ricavare il massimo, ottenere il massimo possibile da quella figura umana, senza pensare in termini economici, senza pensare al suo futuro, insomma, a quello che potrebbe rendere. Una volta anche, come ha detto lei, signor Paron, però i paroni erano paroni, come si dice, c'è gente che ha lavorato... Guarda chi c'è anche adesso, sì. Cioè, non una volta, chi c'è anche adesso, cioè, gente, non è che sia tutto c'è gente che ha lavorato roseo. 40-50 anni nella stessa azienda, proprio perché il datore di lavoro prima gli ha insegnato il mestiere da ragazzo e poi l'ha tenuto perché era un valido operaio, una valida maestranza. Allora, Ahmed, non è che il vero imprenditore è il buon padre di famiglia, che crea una famiglia, che rispetta tutti i tipi di lavoro. Noi ci troviamo qui in Italia invece che l'operaio è all'ultimo posto. Ho avuto Farghi quel famoso detto e fa l'operaio come non contasse niente, senza pensare che è la spina dorsale dell'azienda, perché se l'operaio lavora l'azienda produce e diventa un'azienda solida, ma alla fine si paga il top manager e non l'operaio. È questo che forse non riesco a capire. Tu che sei un imprenditore, perché c'è poco rispetto per l'operaio? Ma vai, impara, sì, impara, ma insegnami, fammi sentire in famiglia quello che ha fatto il grande Leonardo Dal Vecchio. Neppure la politica è andata al funerale, pensate voi come girano le cose qui da noi, ed era un imprenditore che ha dato tantissimo. Io non ho mai visto gli operai piangere quando muore il loro datore di lavoro, invece abbiamo visto lacrime vere e sincere perché lui aveva creato una famiglia. Ecco, cos'è l'imprenditore per essere un buon imprenditore? Cosa deve fare, Ahmed? Beh, diciamo, un imprenditore per essere un buon imprenditore non deve essere per forza come padre, perché fare padre ha un legame forse un po' più sacro per me, da confrontare rispetto ad un ambiente lavorativo. Però è un po' come deve essere, diciamo, aperta e flessibile alla realtà, ma e anche alle persone, deve concentrarsi tanto sulle persone, soprattutto le persone con cui sta portando un'idea in comune, un progetto in comune e una quotidianità in comune, e se riesce a trasmettere questa serenità ha già fatto un grande passo verso il successo. Poi oltre a quello
dobbiamo anche considerare che esiste anche un terzo attore qui in mezzo, perché il rapporto fra imprenditore e indipendente ha un terzo attore che è molto fondamentale, che sarebbe lo Stato. È lo Stato che dovrebbe, secondo me, più facilitare il rapporto più sereno fra indipendente e fra dipendente e fra imprenditore. Come diciamo, ci sono tanti imprenditori che poi la loro vita è un sacrificio, perché comunque a loro piace il loro lavoro, il loro mestiere, e si sono dedicati tutte le loro cose e anche le proprie famiglie a quello che stanno facendo. Quindi penso che sì, diciamo, un buon imprenditore sarebbe quello che sente l'umanità e sa ascoltare le persone. Ti ritieni un buon imprenditore, Ahmed? Cerco di esserlo, però sono un essere umano. Allora sentiamo anche cosa dice Pavia, che anche lui è un imprenditore, da carabiniere a imprenditore. Lei è un buon imprenditore, Pavia? Beh, io ho iniziato da poco, quindi spero di esserlo, ancora mi devono giudicare gli altri. Però ho constatato, cioè vorrei fare anche un discorso al contrario, ho constatato nel corso dell'attività di indagini che ci vengono affidate tante indagini da parte di imprenditori nei confronti di dipendenti che abusano un po' di quelle che sono le malattie, i permessi per convalescenza, i permessi per motivi di lavoro, e quindi ci vuole una certa passione anche nell'espletare la propria attività, perché li abbiamo colti in fragranza quasi tutti, che ammalati andavano chi a fare sport, chi in gita, chi in barca, chi andava a fare un altro lavoro. Quindi ci vuole l'imprenditore giusto, ci vuole anche la passione giusta da parte delle maestranze. Abbiamo Nadia, velocissima Nadia, perché sono proprio in chiusura. Ciao. Sì, Mirella. Prego. Ciao e buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, uno che ordina un lavoro, un imprenditore che ordina il lavoro al suo operaio, bisogna che l'imprenditore sappia anche lavorare. Chi ordina deve sapere come si esegue quel lavoro. C'era un detto una volta che non mi ricordo più come proprio. Grazie Nadia, devo chiudere perché sennò non ce la faccio. Grazie della riflessione. Allora io saluto i miei ospiti, saluto Ahmed Hamadi, imprenditore a Venezia, salutami anche tua sorella, grazie di essere stato con noi. Saluto Franco Pavia, investigatore privato, e adesso andiamo a fare la posta di Mirella, andiamo a sentire ma soprattutto a ricordare Mattia Battistetti e questo grande dolore di queste perdite sul lavoro di tutte le famiglie, in particolare oggi che ci sarà questa camminata con questo peso, questo dolore immenso di mamma Monica e famiglia. La posta di Mirella. Secondo l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega di Mestre, a fine febbraio 2023 erano 4 le province venete in zona rossa, ovvero con un'incidenza di mortalità più elevata rispetto alla media nazionale. Dopo Rovigo e Padova, al terzo posto Treviso, con 5,3 morti per milione di occupati a fronte della media regionale di 4,2. La Marca si trova ancora al terzo posto anche per quanto riguarda il numero di vittime nel primo biennio dell'anno, con 2 decessi. Per la CGIL, di fronte a questa emergenza è necessario intervenire su 2 fronti. Ci devono essere le strutture che sono adibite alle verifiche, invece anche qua il governo ci sembra che passi la mano ai consulenti che dovrebbero garantire se il posto di lavoro è regolare, e dall'altra parte bisogna effettivamente che ci sia una
presa di coscienza da parte di imprese e di lavoratori che prima di privilegiare il prodotto va privilegiata la sicurezza. Numeri che portano ad intervenire anche i costruttori del Veneto. Con il presidente ANCE Paolo Ghiotti preoccupa il dato relativo all'aumento delle sanzioni, in base al quale emerge che un terzo dei cantieri non è in regola, sottolinea Ghiotti. Ovviamente quando i cantieri non sono a norma è più facile che possano verificarsi infortuni anche mortali. Proprio per questo, continua, sono indispensabili attenzioni e professionalità che non possono essere lasciate al caso. Continuo a ribadire la necessità di selezionare un pochino le imprese. Non è possibile andare in Camera di Commercio, aprire una partita IVA, prendere a noleggio un camioncino e definirsi imprenditori. Ecco perché abbiamo spinto affinché ci sia una sorta anche di qualificazione delle imprese. E a proposito di vittime sul lavoro, a 2 anni esatti dalla morte di Mattia Battistetti, il 23enne travolto da un carico staccatosi da una gru in un cantiere di Montebelluna, domani alle 17 si terrà una passeggiata in suo ricordo. Per ricordare Mattia Battistetti, per ricordare tutti questi morti, era doveroso ieri, avete sentito che ci sarà questa camminata per ricordare Mattia con questi genitori, con questi nonni, con questa sorella, con questa famiglia distrutta che non si dà pace, che vuole giustizia. Ma come abbiamo sentito nei telegiornali, nei nostri telegiornali, avete sentito 2 morti, le 2 ragazze. Ecco, veramente io non so cosa bisogna fare perché le pene siano giuste. 7 anni, 2 ragazze morte, 2 bambine senza la loro mamma, ubriaco, se n'è andato, è scappato, 7 anni di carcere. Per non parlare tutte le persone rilasciate nonostante abbiano commesso degli omicidi, degli atti incredibili, ma non erano in sé. Ma c'è lo sconto di pena. Io non so qua in Italia come sta funzionando la giustizia, ma c'è giustizia per una famiglia che perde il loro caro e pensate, questo dolore non verrà mai lenito, e dover affrontare le aule del tribunale con degli avvocati che ti mettono con le spalle al muro, che da rosso ti fanno vedere il verde da rosso, e tu sei là e non puoi far niente. Cosa fai? Ma cosa fai? Hai le prove, ma non bastano. Allora anche questa mattina leggerò questa poesia dedicata a Mattia Battistetti dopo 2 anni che non c'è più. È mamma Monica che scrive: ti hanno chiuso, Mattia, in un legno freddo e spigoloso. Ti hanno tolto il respiro nella tua più bella primavera. Ti hanno spogliato di amore, di gioia, di spensieratezza. Ti hanno strappato a me, madre dal dolore inconsolabile. Mi rimangono fotografie sporadiche, profumi imbottigliati,